Christian, attenzione a questo pezzo. He's the torchbearer, and he could be much clearer. A war needs his warrior. No, non ce la faccio stasera. Poca voce. Le tue orecchie sono salve, Cristian. La vecchiaia inizia ad avanzare sempre più. Lost in a never-ending night, diving deep to the surface. Tanto già sta piovendo e c'è maltempo, quindi pure se canto a sto punto non è che cambia tantissimo. Tutti insieme per l'ultima volta. Dai che siamo per iniziare. Intanto siamo in due, lascia fare, perché gli altri arrivano sempre più tardi, non sono abituati a vedermi a questi orari. Quindi tutti i ragazzi nuovi che sono venuti nell'ultimo periodo non immaginano che già sono collegato. Oh, eccoci qua. Eccoci qua. Cristian, tutti i ragazzi nuovi, visto che davvero sono abituati solo ai nuovi orari che stiamo facendo, non sanno che anche in questi orari posso capitare online, quindi è capace che all'improvviso arriveranno persone del che cazzo ci fate qua? Salve Cristian, salve, salve. Io mi sono messo bello comodo, ho anche aperto la poltrona e ho disteso i piedi, sono bello che rilassato, prima che esco da questa stanza e siamo da soli, belli, tranquilli e sereni.
Se hai qualche domanda, se vuoi sentire qualcosa prima che continuiamo l'esplorazione, hai soltanto che da chiedere. Noi abbiamo ancora un bel po' da visitare e da fare, eh? Quindi mi dica, non queste cose qua non far vedere, brutte cose. Noi dobbiamo eseguire l'evocazione nella sala da ballo, quindi sappiamo dove dobbiamo andare, ma ci sono altre stanze un attimino da visitare. Anche perché qui mi continua a segnalare che c'è qualcosina, quindi dovremmo andarci. Allora, io intanto mentre Christian scrive faccio sto controllo, così ci portiamo completi qua. Crimi, dai solo la conferma che si vede tutto a 60 fps, bello linto e pinto, che ho sempre la paura dall'anteprima che non vada per bene. Allora, ti leggo per bene, io vado a rivedere qua perché qui c'è del puzzo qua dentro. Sì. Questa l'altra volta non l'avevamo presa, che abbiamo fatto tante cose, ma non abbiamo fatto quella più ovvia di vedere se c'era qualche parola del potere. Allora, aspetta, allargo pure la chat così ti leggo per bene. Allora, lei nella scorsa live ha detto qualcosa che non mi sembrava giusto, ma chiedo per chiarezza. Io ricordo che Zane era un regista poeta, ma mai un pittore. Allora, il problema dell'altra volta è il seguente. Noi per tutto il primo Alan Wake e fino a quando non l'abbiamo visto ho iniziato a sentir parlare di lui in Alan Wake 2, ci hanno letteralmente ricoperto di parole nel dirci e anche mostrandoci i suoi libri che Thomas Zane era un poeta. È un poeta, Thomas Zane il poeta palombaro, il poeta di qua, il poeta di là. Lo incontriamo finalmente dopo anni. Tu sei Thomas Zane il poeta? No, sono Thomas Zane il regista. Che cazzo? Scusami un attimo, scusami. Chiedo venia. Tutto il mondo fuori stava parlando di Thomas Zane come un poeta. Noi siamo arrivati qua di fronte a lui è un regista. E quello è il punto un attimo che devi un attimino afferrare. Ok, si vede bene, audio pure. Noi abbiamo conosciuto Thomas Zane, che era il famosissimo pittore Thomas Zane di origini norvegesi. All'improvviso è un regista e non è un palombaro, quindi più che altro perché ho messo il telefono in occidente. Oh. Però questo lo sapevamo o sbaglio? Lo ricordo che lo avevamo detto, forse durante Control, nonostante ce lo siamo già detto, ti feci notare proprio durante Control come c'era sta cosa qui, che noi sapevamo che Thomas Zane in realtà era un pittore, ma stiamo scoprendo che in realtà non lo è, quindi per prendere questo come punto per dire, ok, quindi siamo sicuri delle informazioni che abbiamo ricevuto nel primo Alan Wake. Noi abbiamo visto a Bright Falls che tutti parlavano di Thomas Zane come di un poeta. Perché sta cambiando sta cosa? Che significa? Quindi calcolando che Alan già ha dei seri problemi, anche belli grossi, sapere che tu stai cercando una persona che ti possa aiutare, trovi sta persona ed è completamente un'altra, lui dice aspetta un attimo, che cazzo sta succedendo? Allora, noi qui c'ho altre chiavi per caso? 665. 106 di qua, che una si apriva dall'altro lato, si apriva da dietro, birichino. Poi se hai altre domande vai, tanto io la sto prendendo proprio stasera, ce la prendiamo proprio con calmissima. Ok, un'altra chiave qui, la 209, ed è quella sulla destra uscendo da qui. Ok.
anche perché i nemici sono dietro l'angolo. Ecco qua. Usa la chiave della 209 e abbiamo un'altra bella lavagna con nuovi indizi. Like, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. Salve, Team Breaker. What's you humming again? Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. Ok. Alan conosce questa canzone. You keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Ah, attenzione, attenzione. I used to write for a long time ago. Look, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Ok. Quindi Team Breaker sta canticchiando la canzone di Night Springs. Vabbè, perché no? Perché no? Con la mappa adesso possiamo vedere un attimino. Allora, c'era una parola sulle scale, ce n'è un'altra qui, e per il resto abbiamo preso tutto. Tu sei un eco e dobbiamo vedere di prenderti. Allora, ce ne andiamo alla sala de ballo. Sala de ballo. Munizioni, lascia fare che servono. Altre munizioni, buono, buono. Qui c'è qualcosa? Ok, qui tutto tranquillo. Salve, signor Tim. Allora, vediamo sulla lavagna che cosa ha aggiunto. Allora. Dor è scomparso nel 1988. Allora, vi leggo entrambi subitissimo, ma guarda, riguardando la live precedenti, in particolare la conversazione tra Alan e Zen, tralasciando il bordello della scena, non ho alcuna domanda, anche perché Zen ha soltanto rispiegato a cosa serve il libro Return. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere in questo momento, mentre buonasera Tom. In ognuno di noi c'è un poeta. Prendi me, le rose sono rosse, le viole sono blu, Tim Breaker me lo rende grosse, Scooby-Dooby-Doo. Tim Breaker è passato da un altro universo, sembra essere arrivato, l'attore è lo stesso e non mi viene alla rima finale. Cazzo, stava andando bene, no? Sei più poeta tu, Tom, buonasera. Ok, allora Christian, anche in base a quello che vediamo stasera, se ti vengono domande, già sai. Allora, volevo finire un attimo di leggere qua prima che mi dimentico. Età non è invecchiato, longevità non è umano, alieno, magico, lo zio Frank ne avrebbe saputo di più, ma è morto. Non è il suo vero nome, significato nascosto? Quindi c'è comunque tutta la questione ancora in sospeso di questo Dor che sembra essere scomparso dalla zona di Night Springs e c'è un problema. Io comunque me lo sarei scoperto, è la rima giusta. Ok, ci sta. Scettone, buonasera. No, non c'è mano perché arriva più tardi. Io mi sono liberato un pochino prima e volendo fare un pochettino in più di Alan Wake, sono riuscito ad avviarmi un pochino prima. Allora, Christian, la donna dai capelli rossi. Legata a Dor? Effettivamente sì, visto che il fratello glielo ha accennato in Control. Dove l'ho già incontrata? Noi abbiamo visto un collegamento tra i due nell'episodio di Night Springs e sappiamo anche dopo sta conversazione qua che Tim Breaker sta canticchiando la canzone di Night Springs, show presentato da Dor, e dove è apparso quell'episodio dove abbiamo controllato Jesse. Sì, ti ci sto vedendo con immenso piacere alternando quelli e Omori. Tu stai pasticciando? Pasticcia bene, Setti. Setti pasticcia bene. È legata ai poliedri? Le entità che abbiamo visto in Control. Però c'è una cosa che mi ha impressionato. Appena si era accesa la TV, Zane si nascose e scappò via, chiedendo ad Alan di non dire nulla riguardo al luogo in cui si trovavano. Allora, Alan è qui già da un bel po' di tempo e un pochettino di sanità mentale l'ha persa. Tu immagina Zane da quanto
quanto tempo in più sia bloccato nella zona della presenza oscura e tutto quello che ha dovuto passare. No, dico, nel pannello qui, quello di Team Breaker, appunti che lui vede e segna in base anche ai sogni che lui dice di avere. Qui si parla di una donna legata, di una donna dei capelli rossi che dovrebbe essere legata a Dor, e se è legata ai poliedri. È Jessie di Control praticamente. Ma perché sulla lavagna c'era Berlusconi? No, non è Berlusconi, Tom. Potrebbe sembrare, ma è una persona che Team Breaker sta vedendo nei suoi sogni e che noi abbiamo visto farci fare un musical per non sappiamo ancora quale motivo. Lui si diverte così. Noi siamo bloccati in un'entità sovrannaturale che modifica la realtà e questo ci mette a fare gli spettacolini. Quindi, allora, noi dobbiamo trovare innanzitutto la parola del potere, che qui così ci potenziamo. Dovrebbe... eccola qua, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Vai Alan. Ok, allora, ci mettiamo qui nella safe e ci potenziamo un attimo a sto punto. Allora, parole di guerra. Parole di guerra, continuiamo col fucile perché a breve ci servirà. Parole di oggetti. Questa è la prima che troviamo, c'è solo un potenziamento per ognuno. Evidenzia tutte le risorse e i punti di interesse vicini sulla mappa di Wake, questo sicuramente. E poi vediamo di potenziarci anche l'inventario e tutto. Allora, a questo punto noi possiamo cambiare la scena e dobbiamo mettere il rituale. Momento, confusione mia, rituale pre-spettacolo. Esegui l'evocazione nella sala Antani. La sala Antani è questo, ma serviva di fare un'altra cosa. Devo fare prima un'altra cosa. Però non c'è, siccome Zane è un regista, la TV non dovrebbe essere il suo punto di forza. Sì, difatti lui ci inviava messaggi nel primo Alan Wake attraverso il televisore, se ci pensi. Quindi sì, però forse ha avuto contatto o sa che tramite quel tipo di collegamento all'interno della presenza oscura per lui significa problemi. Oppure che conosce le persone che si sono viste in quella TV. Non ci dimentichiamo che abbiamo visto Jesse e il carissimo dottore che hanno fatto una comparsata chiedendo se qualcuno li sentiva, quindi già là è un attimino una situazione, se permetti, un poco particolare, eh. Allora, ci dovrebbero essere dei contenitori, un punto di interesse, quindi qua dobbiamo fare così, allora. Allora, la cambiamo un attimo in presenze. No, dobbiamo prendere l'eco mancante. Salve. 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 Salve a tutti. It's getting real, all right. Ecco I qua. recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. What was the nice set you got here? What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Ok, quindi in questo albergo qualcuno, una grandissima celebrità come Alan Wake, che si presenta per fare la parte del protagonista di quest'opera, definendosi come Signor Graffio, e succedevano cose molto strane. Ok, quindi noi abbiamo adesso un nuovo incipit e il diavolo fece quello che fa sempre. This was dark.
but the story had to be dark. Sente, per scendere più in profondità nella zona oscura dobbiamo rendere la storia il più possibile un horror, per cercare di trovare nuovi punti di collegamento. E qui ci sono un bel po' di nemici. Allora noi ci mettiamo con calma, con tranquillità, facciamo un po' di pulizia. Non fatemi cacciare il fucile, per piacere. Ragazzi, calmi. No, ragazzi, su, dai. Dai che c'è Christian e ci sono gli altri, dai. Ci sono tutti, stiamo tutti divertendo, non rompete i coglioni. C'è anche Tom che ci ha dedicato la poesia all'inizio, non cerchiamo di fare brutte figure oggi, eh. Ok, grazie di essere morto, molto gentile. Aglia, questi sono a ricerca e sono lenti. Allora, abbiamo finito? Ok, tutto bene, quello che finisce bene. Allora, This is not my writing. This is Scratch mocking me. nella sua stanza lui la ferisce. Attenzione. Allora, a questo punto abbiamo un nuovo tema che possiamo usare nelle altre zone dove possiamo modificare l'ambiente, però dovrebbe esserci, in base alla sceneggiatura, una o due casse qui. Vabbè, teniamocele per sicurezza per il futuro, casomai non le becchiamo adesso. Allora, tanto qui a posto. Ora, salve. Momento. Fermati. Fermo dove vai. Ok, a posto. Si sono un attimo incazzati. Allora, vediamo se riesco a vedere la mappa. Ok, di qua sono tutte chiuse. Allora, noi avevamo la stanza qui che portava tipo i camerini, e lì c'era una zona che potevamo modificare. Quindi a questo punto questa qui, vediamo se ci dà qualche indizio nuovo. No, qui ne è cambiato praticamente un cazzo. Però sono tutti morti e sono vestiti in maniera identica a quelli che noi stiamo trovando a Bright Falls. Quindi sta accadendo qui quello che sta accadendo anche a Bright Falls. E questi sono racconti su quello che comunque sta effettivamente accadendo a New York, perché Casey l'ha detto all'inizio del gioco, ha detto c'è sto culto della parola a New York che sta facendo un attimo un po' di bordello, quindi c'è effettivamente qualcosa che non torna. Allora, una parola del potere lì, ma dovrebbe essere quella in mezzo alle scale, quindi qua si va da dentro, quindi dobbiamo scendere di nuovo giù. E possiamo modificare l'ingresso e l'altro corridoio. Allora, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo prima di tutto di qua. Esattamente il luogo opposto dove volevo andare. Ottimo. The prop room had been changed from room 104 to room 225. Va bene. Non ci sono chiavi che già le abbiamo prese prima. Cambiamo un attimo qua. Adesso si è sbloccato il corridoio qui. Ok, qui siamo riusciti a passare. Quindi se lo riswitchiamo,
Allora, quindi dopo va bene, quindi abbiamo andato all'altro lato, ok. Allora, togliamoci l'oro un attimo, che sennò è un problema. Ok, a posto. Allora, cambiamo l'atrio con il diavolo. The devil's path up the staircase was draped in blood. Sì. Ragazzi, voi no, Allora, facciamo così. Voi siete i bodyguard? Controllate l'ingresso? Controllami sta ceppola di fava. Ma tu sei stato troppo violento, ma sei stato velocissimo però, scusami. Ma si è teletrasportato letteralmente. Ferma, ragazzi. The darkness is coming! Go on forever! I'll show you! This will go on forever! I eat the words. Allora, aspetta un attimo, momento di difficoltà, aspetta un momentino. Aspetta un attimo. C'è un attimo una piccola incomprensione tra noi tutti, Speriamo sistemiamo tutto. Aspetta. Quasi quasi mi prendo pure il gelatino. Ma sì, vai Christian stasera, ma che ce ne fotte, vai. Vai così. Ecco qua. Risolto? Tutti tranquilli? Ok, a posto, con le buone maniere si ottiene. Oh! Tu sei maleducato. Tu sei stato molto maleducato. Allora. Qui dovrebbe esserci una parola al piano successivo. Prendiamo pure 2 pilloline. Che male non fanno. Ok. Qui c'è bordello. Ah, va bene, va bene. Vabbè, tanto io sto salendo piano piano, così da ammirare il bel panorama e la zona tranquilla e serena che stiamo affrontando, Oh, molto bene, tutto tranquillo, tutto sereno. I felt the presence of a new idea here. Ok, sente qualcosa. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. Che cosa? Che è successo, Cristi? According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Allora, qui c'era una parola del potere sicuro, quello che era più giù. Allora, sono quasi certo che sia qui da qualche parte. Se non mi sbaglio, magari proprio lì. In American Nightmares abbiamo visto più volte Graffio in un hotel, quindi sì, è una cosa che già comunque ha fatto. No, ragazzi, tutti via per piacere. Ok, grazie mille, gentilissimo. Allora. Ok, non ricordo quella dove si prende allora. Di ripassare dall'altro piano.
No, no, ma non c'è problema, queste sono comunque piccole cose che non è che siano per forza collegate, però se uno ci si mette, ecco, si possono trovare dei collegamenti del genere, quindi che l'idea di agire in questo modo Graffio l'abbia avuta già all'epoca, mettiamola così. Allora abbiamo questa nuova zona. Allora, la 666 è da questo lato, quindi noi ci andiamo con tranquillità, tanto cosa ci può mai succedere qua dentro? Tutto tranquillo, tutto sereno. Mappa ci dice che siamo in qualche luogo, ma non ci dice esattamente dove siamo, quindi e qua c'è qualcos'altro? No, tutto tranquillo. Porte non si aprono. Sì, sì. L'abbiamo trovata. Eccola qua. Ora l'istinto con tutti i cadaveri ci direbbe di fare così, arrivederci e tanti saluti, ma noi no. Noi apriamo questa porta, anche se, perché sennò il gioco non va avanti, quindi affrontiamo la paura e entriamo. Ecco qua. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Ecco qua. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. You again. Oh no, c'è un problema, Alan, corri, Alan, corri, Alan, corri. Dobbiamo andare alla 108. No, corri Alan, wake. Fatto la fine, Alan, corri Alan, non ti preoccupare. Andiamo da qua. Cacca, non attaccate. Scappa Alan. No. Vai. Fatto. Dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Quindi Graffio ha partecipato a tutto questo per raggiungere la sua musa ed era una persona che conosceva. Chi poteva mai conoscere? E dobbiamo andare comunque alla 108. Ok, siamo tornati all'ingresso perché alle scale piace cambiare. Final scene took place in room 108. Allora, vediamo se riusciamo ad arrivarci. Allora, aspetta. Noi che siamo personcini intelligenti, facciamo in questo modo qua. Dobbiamo essere solo lì, giustamente. I couldn't add a new element from here. I'd have Ok. Ah, no, aspetta, ok. Mi sono ricordato sta cosa, vabbè. Allora, quindi andiamo qui. Vediamo che nessuno ci segui. Invece ci hanno seguito i figli di Bottana. Abbiamo finito le torce, quindi non abbiamo più batterie di nessun tipo. Benissimo. Siamo nella merda. A posto. Molto bene. Allora, il terribile finale.
Eccoci qua. Oh, sembra un altro luogo. Sembra... Attento alla signora affogata, annegata. Scegliete voi il modo in cui preferite sia morta questa signora, a quanto pare. Ok, si è vista una vasca da bagno con un CD all'interno. Va bene. A livello artistico e di messa in opera del tutto, mamma mia, mamma mia. Allora, Christian, io te li faccio vedere un pochino così, anche perché alcuni vanno a ripetersi. Non sono fortunatamente da un lato e sfortunatamente... sì, Christian, hai capito il punto qual è. Quindi, così faccio anche un po' di pausa, lascio così. Dai un'occhiatina, quando pensi di aver visto, facciamo un paio di minuti, dai un'occhiatina così giusto per... Fate una bella guardatina. Aspetta, giro un po' perché c'è il braccio davanti a questo. Punta al foglio con la scritta Friends. Questo? Aspetta, metto così così lo vedi bene. Contento? No, a destra, ma fallo tra un minuto. Ok, aspetta, dimmi tu quando vuoi che vado nell'altra parete e vediamo anche se c'è qualcosa di diverso, eh. Allora, sono gli stessi alla fine. Sedia, mi raccomando, eh. Sono gli stessi sia sopra che sotto. Sono un paio che si ripetono alla fine, sia sopra che sotto. Allora, no, ma c'è un foglio con scritto Friends. Dove? Che dall'altro lato l'avevo visto. Questo qua. Qui pure c'è Friends. Aspetta, sposto anche il mirino. Ecco qua, così leggi meglio. Ecco qua, ok. Allora, fammi vedere se Gianmarco si è messo in motion. Dimmi tu quando hai fatto, Cri. Ok, allora.
Persi sulla riva, tra il bosco e il mare sono andati il gufo e il cervo, in movimento rispecchiati. Nella sua stanza lui la ferisce, in quella di lei perde la libertà. La storia di lui finisce, quella di lei non termina qua. Questo è il rituale, per farti proseguire i tuoi amici lo vedranno quando arriva la tua fine. Fai una clip, fai un bello screen di questo e alla fine capirai il suo significato. Allora, a questo punto varchiamo la soglia. No, è per questo ti ho fatto stare tutto qua, che si vedeva, alla fine sono le stesse frasi scritte qua. Ho detto fammi vedere Christian quanto ti sei impegnato il giusto. Bravo Christian. Non serviva perché poi era tutto lì, però va bene, va bene. Somehow it was important. Oh. No, c'era un cadavere. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are I still trapped? Yeah, the clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Che cosa? In danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out. No, è caduta la linea. Like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Allora, Christian, noi adesso cosa dovremmo fare secondo te? Wait, ok. Tu hai capito Saga cosa ha detto? Wake, ti posso dare il clicker? Aspetta un attimo. Vai a prendere il gelato e ti aspetto. Anche perché c'è un punto che devi un attimino pensare. Vai tranquillo, ti aspetto. Allora intanto mi avvio piano piano, se esce qualcosa metto in pausa. Allora, nel frattempo io vorrei vedere se riesco. Salve. Ragazzi, non abbiamo più torce, non rompete un attimo i coglioni per piacere. No, fatto errore. Il bagno era dall'altro lato, quindi. Ah, perché di qua non c'è la strada, ok. Allora, vediamo se riusciamo a farcela velocemente. Ok, tornato Christian. Allora, voglio solo vedere un attimo una cosa.
A questo punto, visto che c'ho la parola del potere, devo cercare un attimino di prenderla. Perché abbiamo finito le batterie e ci serve tutto l'aiuto umanamente possibile, Ecco. Oh, 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 oh. Arrivederci, arrivederci a tutti, arrivederci. No, no, ragazzi, non, come se avessimo accettato, non vi preoccupate. Ok, Cri, tanto volendo aspettare pure un attimo Gianmarco, non ti preoccupare. Allora, torniamo di... No, sedia, sedia. Ecco, sedia, se ti togli... Grazie, gentilissimo. Cazzottone. Allora. No, Gianmarco penso che sia per arrivare. Penso che sia per arrivare e mi sono organizzato proprio in modo tale, anche per questo sto andando con calma e tranquillità, perché vorrei fare una cosa. Però c'è bisogno di Gianmarco. C'è bisogno di lui, quindi noi stiamo andando con tranquillità, tu goditi lo spettacolo, Christian, tranquillo, tranquillo, proprio sereno, appaciato. Tu torni solo per Gianmarco perché sei un lezzo, ma io ti voglio bene lo stesso anche se mi tratti una chiavica, però va bene anche così. Poi appena ti beccherò un giorno nella vita ti darò un amorevole cazzotto sulla testa, tipo nonno di Rufy. Cazzottone in testa e ti crescerà un papagno bello grosso, e più è grosso il papagno più è l'affetto che sto cercando di dimostrarti. Io ho... Attenzione, non che il tuo video non mi faccia piacere, attenzione, ti dico subito sta cosa, cioè il mio migliore amico, quello che è venuto qui da giorni, che anche lui sta a Milano, sta da anni lì, non sono mai andato a trovarlo. Io mi immagino se dico, oh Carmine vengo a Milano per andare a trovare Setti, un altro amico, quello mi sputi in occhio. Quindi capì, pure se un giorno mi sentirei dire che vengo a Milano, è normale che vengo pure per te, però capì? Un'amicizia quasi ventennale non la posso cancellare col Photoshop. Ok, trovate il punto. Pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play, shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened. Allora, la tua amicizia con una ventenne non c'entrerebbe nell'amicizia tra me e te, quindi è un dettaglio che non si piazza in nessun modo. Se è una persona simpatica come te e c'è possibilità di fare conoscenza, va bene. Nuovi amici non si rifiutano mai. Accettiamo i Franceschi, accettiamo i Setti, accettiamo anche altre persone, non ci sono problemi. Allora, Christian, noi a questo punto ci sei ancora? Ok, allora, la logica ci farebbe un attimino riflettere su un punto. Noi abbiamo visto Alan che è uscito dalla zona oscura, però mo qui abbiamo visto che ha avuto un altro collegamento con Saga. Perché dovrebbe avere un collegamento con Saga se lui è fuori? Scusami. Quindi penso che ci conviene andare a vedere un pochettino con Saga come sta andando avanti la storia, perché non ci dimentichiamo che le linee viaggiano su un concetto di tempo diverso. Quindi ci conviene cambiare e switchare con Saga. Però noi siamo mattacchioni, non ci piace fare le cose in un certo modo, noi dobbiamo fare un'altra cosa prima di switchare. Ed è il motivo per cui sto andando piano, anche per far arrivare Gianmarco, perché questa è una cosa che deve esserci anche lui per un motivo.
Allora, quindi se noi scendiamo qui, Christian, la metro dove siamo andati prima, aspetta, tu devi funzionare perché io so che funzioni. Allora, avevo letto che era qui. Ora, almeno che non si può fare solo la prima volta, io mi controllo un attimo una cosa mentre rispondo anche a Setti e capiremo tutto. Allora, quindi Christian, mentre faccio sta ricerca, se c'è qualche domanda, se c'è qualche punto oscuro, chiedi pure. Non sto dicendo che tu con il tuo amico hai un'amica ventennale, ma con me sei amico con un ventenne, sempre pensi, no, c'è stato un attimo di confusione e così via. È vero che c'ho amici di tutte le età, dai 4 ai 70-80 anni, quindi tutto a posto. No, te le porrò dopo. Ok. Ok, io voglio solo cercare un attimo. Allora. E capire una cosa. Vediamo un attimo. Sì, è questo, ma non è questo. Vediamo se c'è qualcosa sulla mappa. Allora. Datemi solo 2 secondi. Ok. Allora. Allora. Un attimo che vi leggo subito. Ok. Io sono bloccato, il sblocco del programmatore e sono distrutto. Senti, ferma il cervello, fermalo. Fermalo e stai tranquillo. Che se no non si avvia di nuovo. Lascia fa, tranquillo e segreto. Sereno, segreto, tieniti tutte le cose, non far uscire niente. Fallo riposare, non pensare a niente, non concentrarti su niente, fallo riprendere. Almeno quando ho io un blocco su quello che faccio, quando vedo che proprio non vuole andare avanti il cervello in nessun modo, lo faccio un attimo fermare. No, è quella la cosa, tu devi continuare perché c'hai dei tempi, c'hai delle scadenze e degli obiettivi che ti sei posto, ma veditela in quest'altro modo qua, se rimani così applicato, tra virgolette, non avendo modo di andare avanti perché sei bloccato, se non ti sblocchi è inutile che ti affanni inutilmente. Beh, che sei uno stupido, questo l'avevamo già appurato nelle puntate precedenti, quindi cioè non è che ci stai dando la rivelazione del secolo adesso. Dove cazzarola sei? Allora. Io sono certo che ci sia proprio... Allora. E deve essere per forza qua allora. Aspetta che switcho di nuovo. Tanto domani parto per 2 giorni, quindi è il tempo di... Ah, ok, allora sì. L'importante è che ti riposi. Questa è la cosa principale, se tu... Però prepara una bella coppetta di gelato e 2 biscotti. Ti serviranno a breve, se capisco dove è questa cosa che voglio fare.
Quindi se non è qua... Se non è qua... No, che è Wake? No, no, lasciate sta Wake. Fate stare tranquillo quest'uomo, per piacere. E non gli cagate il cazzo ogni 2 secondi. Qui diceva che ce n'era un altro. Però questo già l'abbiamo preso, quindi o si è buggato nel menu oppure... Allora... Sì, era questo nella stanza qui, perché qui ci uscì il messaggio che l'avevamo trovato. Quindi si può fare solo una volta che trovi la TV, altrimenti va caricato dall'altro lato. Va bene. Vai, Cetti, quando vuoi c'è sempre il benvenuto, lo sai. Pensa a rilassarti, a riprendere, tanto tutto andrà bene. O se non andrà bene ti infilerò qualcosa e ti aiuterò ad avere qualche concetto un pochettino più chiaro. Io e Gianmarco siamo pronti a credere in te. Toh, guarda, cioè, pugno di pollice. Funzionato con Ginetto, funziona con tutti. Allora, voglio vedere dov'è Gianmarco, che a questo punto ci conviene. Ok, no, penso che è partito e tutto visto l'ora. Ci facciamo l'altro episodio di Night Springs, che era quello che già abbiamo trovato. Va benissimo farli quando li troviamo, quindi mo ci recuperiamo quello che già avevamo visto. Qui trovammo l'ingresso per vedere la puntata di Night Springs, ma non capimmo la cosa che si poteva accedere a quei DLC direttamente già dal gioco qui in maniera molto simpatica, anche per portarteli nel modo giusto, mettiamola così. Quindi sono venuto qui perché da questa TV c'era apparso il menu di sistema l'altra volta che ci diceva che potevamo accedere a quell'episodio. Non avendolo fatto perché ce ne siamo andati dalla zona, a questo punto volevo provare a riattivare qui per vedere. Mi sono cercato un attimo su internet dove fosse il posto ed è questo, da quanto ho capito. Il tempo mo giusto che arriva Gianmarco e ci facciamo il primo episodio di Night Springs, che noi già abbiamo trovato a livello di storia, quindi a questo punto perché non portartelo? Se vuoi, poi se vuoi aspettare la fine del gioco per vederlo, possiamo andare a cambiare con Saga e vedere che succede. Vedi tu. Vuoi il DLC segreto integrato nel gioco o la trama normale? No, allora fidati, mo viene... Aspettiamo sti 5-10 minuti al massimo che viene Gianmarco e ci facciamo questo. Anche perché c'è un dettaglino un attimo che a questo punto ci aiuterebbe molto. No, boh, tu avrai tutto, Christian, che se poco ma è sicuro. Cioè non è che mo, vabbè, qui c'è il DLC, poi non lo facciamo più. No, quello no. Quello no. Ci sono dei titoli che abbiamo iniziato e abbiamo appeso in corso d'opera perché non ci hanno preso del tutto, perché poi abbiamo dovuto cambiare calendari e quant'altro, ma tu stai tranquillo che tutto quello che uscirà di Alan Wake e da Remedy soprattutto, visto che è tutto collegato e ormai è strapalese, ecco è arrivato anche Gianmarco, noi portiamo tutto, Christian, dalla A alla Z, dalla Z alla A e ritorno. Signore, signore, è stato Setti finora a dire ma Gianmarco dov'è? Tu togli, ti fai, se Gianmarco viene la live migliora, vabbè. Allora, eccolo qua. Una domanda, finito Alan Wake 2, cosa viene? Christian, non ti posso rispondere. La risposta ce l'ho ma non te la posso dare. Non te la posso dare. Allora, io nel frattempo vedo di fare una cosa sola.
Allora, facciamo in questo modo qua. Devo fare un attimo un'abile magia. Facciamo una bellissima abilità di trasmigrazione interdimensionale. Quindi noi andiamo semplicemente qui. Noi andiamo qui. Io faccio un attimo così, che non vorrei che Christian e gli altri vedessero qualcosa in anticipo sui tempi. Allora, facciamo così e a posto. Ecco qua. No, fatto, Christian, tutto risolto. Pronti? Siamo pronti. Fatto, ci ho messo niente. C'erano cose che non dovevi vedere. Tranquillo. E mo viene Gianmarco e avviamo il tutto. Ma già è tutto pronto. Qua, fatto, proprio rapido e indolore. Mo arriva lui, tu adesso vedrai la dimostrazione proprio pratico, tecnico e sistemistico di tutto quello che stiamo facendo. Io adesso premerò un pulsante, Gianmarco in 3 secondi netti capirà cosa sta per accadere, subito, immediatamente. Non ci sarà nessun tipo di dubbio. Quindi sono riuscito a calcolarmi bene i tempi per quanto riguarda l'iniziare prima e toglierci quel blocco davanti. Gianmarco adesso si siederà, capirà e sarà contento anche lui. Vi facciamo trovare tutto già preparato. Allora, Gianmarco, buonasera. Signor Giammox, salve. Allora, signor Giammox, io ho fatto Buonasera. già qualcosa, sono accadute cose, viste delle cose, io la invito a tenere premuto il pulsante X. Lei prema, capirà subito. Premi. Premuto? Sì. A posto, dammi qua. Capirei subito cosa sta per accadere. Ciao Cristianone. A fan. The dictionary definition of the word is an enthusiast, a fervent devotee, an abbreviation of fanatic. What comes across to an outsider as a dangerous obsession or even madness is something entirely different from the point of view of the fan herself. To be a fan is a joyous existence, one filled with the happiness that stems from knowing with utter clarity the purpose of your life. But what if that purpose could be more still? If you could be lifted out of the flock as your idol's chosen one, the only one who could decipher his secret messages. L'altra volta l'abbiamo trovato. Sono andato alla TV e non era più attiva, quindi l'ho caricato un attimo dal menu. Night Springs. Allora, quindi cos'è un fan? Tonight's cult classic episode, number 1 fan. Ah, Night's Dinner. Cristian, non chiudere gli occhi manco per un secondo. Life's a funny thing. Cameriera. You spend all your time wishing and hoping and dreaming for something, and then, bam! Destiny shows up at your door like a mailman with a package you were pretty sure got lost because you ordered it like 6 months ago. Tu già hai capito. But that's sì, okay. Ok. decisamente. Destiny has eyes like sunsets and a beard like Non c'è- mahogany-colored velvet. Uguale. You don't really mind how it arrives. But my day didn't start off with all that excitement. It began like any other day did for this waitress/protector of the town of Night Springs. Allora, As always, Night Allora. Diner was the hottest spot in town, so there was plenty of work to do. faccio vedere.
guarda, allora, quindi, Christian, Che figa. Christian, allora, punto importante, lei è Cindy, l'abbiamo riconosciuta, non guardano in volto, però va bene. Come abbiamo fatto con l'altro episodio, lei è cameriera. Noi sappiamo che è Cindy perché l'abbiamo vista, però lei è cameriera a cui piace un uomo con un bell'occhio, una bella barba, bell'uomo. Allora, e adesso Ho detto... siamo lei. Cristiano aveva scritto una bella domanda sopra. Si è Di Alan detto... Wake 2 cosa vedi? Al Posso nome- rispondere io? No, Gianmarco, Posso? no. Lo possiamo dire. Come si dice a Napoli, Christian, i pesci in mano. No, Perché mo è a soffrire appresso a noi, sempre detto in napoletano. Tu ora soffri... Ecco, i pesci in mano, Christian. dovremmo aspettare qualcosa di nuovo. Christian, purtroppo devi soffrire C'è appresso a Firebreak in noi. estate, c'è quindi... Firebreak. Ho Però visto non un sappiamo trailer nuovo che è se uscito, no vabbè, qualche chicchetta a questo punto ci sarà dentro. Però purtroppo, Christian, mo dovrai farti questa croce con noi fino a che non esce qualcosa. Va bene, qui tizio che mangia solo hamburger, allora riempi le tazze di caffè. A me piacciono i veicoli. E questo bar, questo diner, è identico Sì, a quello che c'è a Night Springs. questo è un terreno. Però a Bright Falls volevo dire, però qui è Night Springs. Sì, non c'è di strano. Allora, no, niente, noi prendiamo il caffè, dispensa consigli preziosi. Ma sì, a questo punto. Ragazzi, un attimo, un problema con l'audio, vi portiamo subito il caffè. Salve. Salve. Here's your coffee. How do you juggle running this dino, your bird sanctuary, and that amazing fan site for the writer you love so much? Lei giustamente I work extremely hard. ammira tantissimo quello scrittore. Well, heck, Fa un sacco di cose lei. regular folks can't keep up. I'll never be as successful as you. Non con questa mentalità. Dude, life's not a side order of hash browns, so don't expect someone to bring it to you. Bravo. That's tough, but fair. Thank you for telling me exactly what I needed to. Prego, No prego. problem. prego. Here you go. Ecco. Person of your genius and great No, grazie, troppi complimenti. coffee to us regular Joes and Joannes. Oh, I don't mind. Allora. Un po' di caffettino anche a voi. Your fan site for that writer. Mo adesso mi sembra un po' esagerato. Però va bene, possibile. Thanks. Va bene. It wasn't easy. Bello da notare anche i nomi delle persone. Uomo sì. che mangia solo hamburger, signora con 7 Sono corna, persone. ragazza chiacchierona della banca. Do for that writer of yours. You Ma lui è lo scrittore. destined for each other. Vero. Lui è il The Lady della situazione. That's Allora. everyone's coffee. È l'ori del santo, Alan Wake. Allora, Naia. facciamo questo. Non ci vediamo? No. Being the very successful. No, secondo me era a lui dare un consiglio e l'ho skippato. Però vabbè, sono cosine. No, sì. But that was nothing compared to my grease-filled scrittore. passion for the writer No, and no. sheer literary talent. Allora, Da questa come parla? Hair and lips like buttery. come disse Dorro, fanatico. Sì. I need to clear the Oh, empty aspetta. Oh mannaggia. Prendi i piatti sporchi, mannaggia. Dammi piatto. Michael is just outside town in that mansion of his. Why don't you go talk to him? Ah, lo scrittore abita qui vicino. Own ways of talking. Lui appare ogni tanto, spara qualche colpo, illumina con la torcia e poi se ne va. Single kick from that bear attack. Tutti li abbiamo salvati, tutti. Thanks. Tutti li abbiamo salvati. Really paid off. Va. Oh, tutti, tu, facciamo tutto. Lei è la fan numero uno, fa tutto, vede tutto e fa tutto per bene. Enter the statewide pie competition this year? Of course. We're gonna make this our 20th winner. Giustamente vincono sempre perché sono i più bravi. My date last night was a total bust. You're the expert on romance. Any advice? Cosa è successo? Yes.
Sente, non gli dai due consigli romantici? Long story short, she told me I dressed like a divorced gym teacher. No. It's what's inside the pack. Sempre. Sempre. L'unica cosa che conta è la personalità. Right. Show them the real you. Vai, te l'ho detto io, vai tranquillo. Tutto funzionerà. All you worry about when you're trying to fall asleep. Well, I'll try that. Thanks a million. Don't mention it. Allora, ci sono piatti? No. Qui non ci sono piatti, prego. Oh, salve, dite. Oh. I need a good. Tizio che lavora con i computer. Sì. You're the town Ah, literature. allora, che libri le consigli? Got to read the Eh, newest book in Protolo 1 the trilogy. e Golba. C'è lo scrittore, non esiste nient'altro. Sbagliato, scusate. Aspetta, prendi un romanzo dal magazzino. Però nessuno mai vuole leggere Protolo 1, che cazzo. Allora, You better not crease any pages. ok, allora, vediamo un po'. Qui cosa c'è? Allora, Ispezioniamo, ispezioniamo. serata poesia beat alla tavola calda di Night per la cultura di Night Springs. Va bene, perché no? Premio dipendente del decennio, riconoscimento per essere la migliore praticamente in tutto, assegnato alla cameriera preferita di tutti. No, Christian, allora, noi stiamo vedendo una puntata di Night Springs. Cameriera, c'è lo scrittore. Tu sai che lo scrittore chi è? Perché l'hai conosciuto in un altro modo, però per quello che stiamo vedendo adesso è lo scrittore. Sì. È lui ma non è lui. Però è lui, non essendo lui ma è lui contemporaneamente. Allora. Grazie mille per aver accettato i miei 6 pappagalli. So che all'Oasi hai molto da fare con gli altri uccelli malati, ma se c'è qualcuno che può trovare una cura al loro raro lupus avicolo, sei tu. Con affetto, una ragazza che un giorno vorrà essere come te. L'unica cosa che fa più male dell'amore è amare di nuovo. Dal più popolare scrittore americano. Non dicono il nome per motivi di privacy. Cioè La morte arriva per tutti, ciò non significa che non farà male. Dal più popolare scrittore americano, perché lei, visto che è la numero 1, a lei piace lo scrittore è il numero 1 al mondo, punto. Cioè, non esistono altri. Allora, qui ci sono un po' di indizi. Vediamo se era di qua. No time for that. I've got customers waiting. C'era un documento. Ah no, aspetta, non era qui. Il braccio ha fatto un movimento molto brutto. Molto. Ah, ma tu non fa vedere. Dove prendo cazzo di libro? Di qua? Sì, ok. No. Scusi, magazzino. Molto sì, ma è stato proprio brutto, storto e al rovescio, ma nel modo più brutto possibile. Spezzata letteralmente il braccio. Allora, vero che io sono deficiente, però il magazzino è questo. Ah, ok. Oh. Writer whose voice you would recognize in your sleep. I'm in danger. Please, my number one. È in pericolo lo scrittore. Only one who can E save sta parlando Oh my gosh. Don't da un worry. page. I'm on my way. My beloved writer was in terrible danger. Lo scrittore sta mandando i messaggi. Lui è in pericolo. Been higher. Io lo devo salvare. I kept all my accessories in the diner's kitchen. Allora, cameriera, è il momento di intervenire a sto punto. Detto, c'ha degli attrezzi di là.
Allora, che cosa c'hai, cameriera? My accessories. Cameriera, cameriera, sei messa proprio... Attenzione, aspetta. Battle for love. Cameriera. Cameriera, va via. 12 gauge, fully automatic. Extreme Ok. circumstances call for extreme shotguns. Giusto, giusto. Sì, 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 sì. Bolt To, action guarda. rifle with a gorgeous walnut Fucile da caccia, deadly. a posto. Looks good doing it. Just like me. I was To, cosa vuoi? Cosa vuoi? on the town with danger. Ok. There was no time to waste. The shortcut through the boatyard was the Vai, tutti che fanno il tifo per noi, vai, sì, siamo noi. knock 'em dead. Stiamo andando a salvare lo scrittore. Boatyard is this way! You better hurry! Go through the boatyard! It's the Puoi farcela. Salvaci! Stiamo andando. Meglio di Alan. My chance to save the rider and Lei è pronta. realize how much he needed me. Siamo pronti. And if that's Abbiamo armi, munizioni, molotov, abbiamo di tutto. Ce la possiamo fare. E la cittadina è identica a Bright Falls. we'll be way worse at it! Benvenuti a Night Springs, casa del migliore scrittore vivente da qui all'eternità e oltre. save literature. You're the only one. Salviamo la letteratura, vai. I was leaving my old life behind, like a body left to sink in a lake so no one finds it. Nothing would get between me and my future with the rider. Vai. Una porta chiusa, sì. La porta si è aperta. Benissimo. Oh, attenzione, c'è qualcuno. Salve. Now, Ok, si è buggato un attimino, però va bene, va bene, va bene. Chi è quello vicino alla motocicletta? È il cattivo. Chi sei? are you? And why do you look like a slightly less handsome version of my rider? Oh, don't you ever compare me to that worthless hack. Sure, I may be his wild and rebellious estranged twin brother, but we can't all be perfect. I had no idea he had a brother. To think there were two of him all this time. After today, there won't be. No more writer, no more books, no more living in his shadow. But you're his brother. I'm sure you two can talk it out and realize you have so much in common, and after you change, you can move in together. And I'll come over with popcorn for movie nights. He had his chance for popcorn and movie nights, but he wanted to keep everything for himself. Too bad. You know what they say? If you can't join him, beat him. What did you do to him? I locked Mr. Fancy Pants up somewhere you'll never find him. You won't get away with this. I'll stop you. Babe, I got an army of people that hate that hack almost as much as I do. They're ready to die if it stops him from writing another crappy book. What do you got? Allora, o l'amore o ho un fucile a pompa. Devi scegliere Christian. Christian. Vai, Christian. Ho l'amore, va bene. Have the power of love. Oh, is that right? Well, you're gonna need more than your feelings if you want to stop all of us. Ah, signor cattivo. Oh, ma sei un lupo. Monster could be blind to the poignance of my writer's books. Oh, attenzione, attenzione. One way to deal with monsters. Ah, allora. C'è qualcosa di strano qui. Vero, modalità automatica. Allora, giovanotto. Non ci ti ha messo le mani addosso.
Aspetta, noi abbiamo il fucile a pompa. Abbiamo l'amore, ma abbiamo anche un bel fucile a pompa, Fermo, Hai anche fermo, 52 colpi, fermo. altri 10 del caricatore. No. Loro sono un bel po' comunque. Allora. Che cacchio. Granata! Granata! A vuoto, gli è passata proprio di lato, ho sbagliato a prendere la Non sono mira. d'accordo, dai, chiedo un bar. Chiedo l'intervento del bar. Ok, fermo, tu non ti muovere, così sei perfetto, bravissimo. Carica, carica, carica. No, no, fermo. No, dove vai tu? Ecco, a posto. Quindi avevi l'amore, però anche il fucile a pompa. Sì, alla fine serve tutto, sia in amore che quando hai un fucile a pompa, quindi... Però ragazzi, non usate nell'amore il fucile a pompa. No, perché poi lì c'è un problema, non è Poi giusto. Ti arrestano, raga, ma non è manco il caso di uccidere un Allora, se per difendere e se no, è nell'amore si che è difendi. costretti, ti trovi che c'è uno che ti vuole rapinare e uccidere, ti trovi Ma un quello fucile non e è ti amore. salvi. No, dico, sei con la persona che ami e qualcuno ti vuole fare un furto, una rapina. No, no, Lì però lo zio, per comunque difenderti. t'arrestano in sto paese, No, se per ti difendi. difenderti, ho capito. Lo zio, in Italia ti arrestano comunque. Però io mi devo difendere se qualcuno mi vuole fare del male in un certo modo. Non può dire a me che gli facesse carne No, ma io non sparo in zone gamba così a terra e si ferma. Sì, sì, anche io. Oh, a posto. Io non miro assolutamente in mezzo agli occhi. Non faccio omicidio, però ti fermo Scende. momentaneamente perché nell'amore solo pompa, Pompe. dipende, avevo detto dipende. Ti ricordi ieri Kingpin che ha fatto alla testa Sì, del... Io sì. farei quello. Ecco, Ma che lo sì. fa. Però quello comunque poi lo ammazzi, quindi no. No, no, però sono una persona cattiva, un pluriomicida. Lo prendo là. More haters. Pluriomicida, è un nome di merda. Ma Sì, un però pedofilo. preferisco sinceramente che gli fai passare tutta la vita chiuso in un luogo dove non può fare niente, che alla fine se ci pensi, una volta che lo uccidi, il problema per lui si è risolto. Perché comunque forse che noi non sappiamo cosa c'è dopo, però di certo non gli fai pagare su questa terra il male e il problema che ha fatto. A te l'hanno fatto In pagare. questo modo qua, sì. Quindi lo chiudi in un posto dove non può fare niente, non può provare divertimenti o fare altro, si deve proprio rompere i coglioni e rendersi conto di quello che ha fatto e di quali sono le conseguenze. Lo posso sparare un po'? Almeno. No. Nella gamba, Allora c'è quello che rompe i coglioni da lì sopra. la femorale, Non è... braccio. Mezzo alle cose, Non è... Aspetta. Sei morto? Cioè in una giocatizia. Io sto sparando qui perché è un episodio TV. Tu sei un camorrista, sei Non mi sembra proprio questa affermazione corretta. un laboratore di ingiustizia. C'ho questo che fa i saltelli per lanciarmi le cose. Aspetta, dove? Ok. Madonna. Mi hai fatto un quick praticamente. Opla. Ok, a posto. Siamo carichi? Suca. Prossimo, suca. Ho dato una testata. Non ci conviene mirare le cosce se volano a terra così. Suca, su. Lei è la cameriera, non scherzate. Ma quando da? Salve. Un po' di medicine, perché no? Io ho detto salve e si è attivato qualcosa sul telefono. No, mi è arrivata una notifica Ah, in ok. tempo reale. Ho paura. Salve. Allora, i suoi libri fanno schifo, lo dice a tua sorella. Lo scrittore è lo scrittore, punto. Ah, ma ha scritto Reagan nell'amore solo pompa. Reagan, buonasera. Ah, Rego, pure io avevo... Mi sembrava l'avesse scritto Christian. Mannaggia al cazzo, scusa Reagan, non ci eravamo accorti. Come stai? Bello, pardon. Christian, tu comunque stai vedendo tutto quello che sta succedendo, tu stai assimilando le informazioni. All being very rude. Mannaggia, mo non so accorto, mo stiamo un'ora così.
E di che? No, pure tu guarda non ci dici niente di deficienti. Of course, di corsa. Buonasera a voi. Noi stavamo giocando con Alan Wake, eravamo nel Regno Oscuro, siamo la cameriera. Sì, col pompa. E c'è il gemello malvagio dello scrittore, Sì. che è cattivo. Molto. E ha detto io sono il cattivo, non me ne frega di niente. Lui non deve scrivere più libri belli perché io sono il cattivo. E si teletrasporta via con fare animalesco, potremmo Sì. aggiungere. Va bene. A me per esempio piacciono i motociclisti. A me. Sì, e lui difatti c'ha la motocicletta. E stava riparando la motocicletta, sì, quindi Bella. cattivo. Sulla Vabbè, moto. sulla Questo però aspetta, è un luogo comune. Difatti vedi sta lasciando delle tracce. Sì. Ghost Rider, motocicletta. Non credo sia Ghost Rider, non credo. Potrebbe assomigliarci, ma Alan Wake castato come Ghost Ah, Rider. lo scrittore, attenzione. Lo scrittore. Ci assomiglia, però non è lui. Accidenti. Ecco. Ecco. Lei li banna dalla vita. Lì. Oh, ecco qua, c'è la moto. La moto. Voce adorata. Nessuno viene a salvare questo povero scrittore. Scrittore, dove sei? Salva lo scrittore, pezzo di merda. Sono un fragile scrittore. No, fragile scrittore. Stiamo arrivando, aspettaci. I've come to save you. Oh, joy! We can finally be together and sit through big poetry readings and drink $18 cocktails and have high tea. Wait a minute. My writer only drinks coffee. 2 sugars, no Oh, milk. cosa? I keep all the mugs. Okay, Ecco qua. no more tricks. Ah! I'll be waiting upstairs. Mi Non volevi sei lo trascinare. scrittore. E il fatto che c'era una moto lì dentro non vuol dire niente. Sospetto. Scrittore. Dove sei? Ah, tu. You're starting. Ma è proprio un Ma è birichino. cattivissimo. Ma è proprio cattivo. Let's chat down at the beach. First, he kidnaps my writer. Then he calls Allora, tea drinker. questo è un documento importantissimo. Questo è il piano del cattivo, del gemello cattivo dello scrittore. Quindi, Facciamo così. Tu leggi l'opzione, io leggo il pensiero. Questo allora, legge- vai. quindi i piani del cattivo sono i seguenti. Numero 1. Batteria auto, Buon potenziale. strappare unghie, Troppo sangue. campanella, Dove la trovo una campanella? cucchiaio smussato, Semplice ma funzionale. distruggere macchina da scrivere, Buon danno psicologico. benzina fuoco. Il mio cottage potrebbe andare a fuoco. Forse sto complicando troppo le cose? Sì. Sì, sì. Sì. Cattivone che non sei altro. Distruggere macchina da scrivere non si fa, eh. Allora, Questo non va bene. fratelli, la luna può solo splendere quando il sole è calato, la notte può solo arrivare quando il giorno è finito. Il mare potrà mai incontrare l'oceano? Non è un lago, è un oceano. Cosa? Com'è? No, riflettiamo un attimo io su alcune cose. 13 anni. Ho capito. Non saprei. Tu hai aspettato Non saprei. 13 anni. Io no. Manco Christian. Allora, Running with wolves seems like a danger. diventare alfa, tutto ciò che devi sapere per guidare il tuo branco come un vero alfa. Ok. Perché giustamente il E qui cattivo, l'ha scritto TJ Wolf. il cattivo è un uomo che fa branco, che fa il lupo, che fa il cattivone, quindi i cattivoni devono essere Chiede puniti. Reagan, ma la signorina del diner come c'è finita col pompa? Allora, partiamo da quello che mo stiamo vedendo qui. Non siamo a Bright Falls, ma siamo a Night Springs. Anche se sono- Lei è la cameriera ed è innamorata persa dello scrittore che assomiglia a un personaggio di nostra conoscenza. E in questo episodio, mettiamola così, c'è questo mondo dove c'è Night Springs che assomiglia a Bright Falls e lei è la cameriera amata da tutti,
ben voluta da tutti, lo scrittore la ama e lei farebbe di tutto per lo scrittore, quindi lei è una supereroina che ha in cucina pistole, fucili e quant'altro per poterlo salvare, perché lui, per quanto sia bello, forte ed è l'uomo più sexy del pianeta, però ha sempre bisogno del suo aiuto. Uno poi potrebbe metterci un pochino di più e dire: però aspetta, nel primo Alan Wake succedeva questa cosa alla fine, ossia che Cindy riceveva dei messaggi da parte di Alan, diceva di sentirlo, poi abbiamo scoperto verso la fine del gioco che comunque era vero per quanto possibile e che lei comunque lo aiutava, quindi è un pochino quello che comunque è accaduto effettivamente in Alan Wake 1, solo che vedendolo dagli occhi di vista di Alan, che è la realtà, Cindy era la cameriera semplice, carina, un pochino timida del dinner di una piccola cittadina americana che si faceva i cazzi suoi, ma in realtà lei voleva essere molto di più. Molto. Qui lei è la preferita del mondo intero e il suo sito è diventato il numero 1 al mondo per quanto riguarda lo scrittore. Mi verrebbe un pochettino da pensare, visto che tramite Dor abbiamo visto che a lui piace mostrare la realtà delle persone e quello che hanno dentro, Sì. ma non è che questa puntata di Night Springs in realtà stiamo vedendo i sentimenti di Rose e come vede il mondo Rose, o come le piacerebbe vederlo? Potrebbe essere. Perché no? Allora, a questo punto dobbiamo andare in spiaggia, non c'è nient'altro da vedere. Ci sono delle similitudini. Anche qui c'è uno scrittore che ha un gemello cattivo, anche qui c'è una cittadina in pericolo, anche qui c'è una cameriera, anche qui c'è uno scrittore. Togli i volti che noi già conosciamo, mettigli altri volti cambiando i nomi e mettendo qualunque cosa, il risultato è lo stesso. Quindi le piacciono i Chad? No, a lei piace un Chad, piace lo scrittore, punto. Altri uomini non esistono. Lui è il cattivo. Oh, sì, lui si godeva la moto con il panorama con la moto. What do you even see in that crybaby? He's boring, he dresses like a nerd, Hush he's... your mouth! He is a Non offenderlo. who is in touch with his feelings. You're starting to cramp my style, babe. And I'm not telling you where he is. Oh. Perché lo stai facendo? What did he ever do to you? I already told you that? At the boatyard? I feel overshadowed by success, like he's taking everything I can compete. Qui è come se lei stesse elaborando quello che è successo nel primo Alan Wake o come lei vedeva Graffio. Well, it's a bit more complicated than that. Fratello cattivo che è cattivo perché... Però visto che assomiglia a lui è comunque buono e posso provare a salvarlo. Ma non lo salvi. Non... Tell me where he is, or else. Or else what, babe? Ti faccio una lavata di capo. You're rude, you have no manners, Ecco. your too cool to care attitude is attractive initially, but drives people away after they realize you're emotionally incapable of letting Lo your sta distruggendo, zi. You are a vulnerable human being, just E io ho anche un fucile a pompa in mano. way too hard with that outfit. You No, stop! I don't like being seen! No, l'ha Fatto molto male. Had your presence, writer. Oh no. I was just keeping you distracted. Perché si sta muovendo all'improvviso lei? Imagine. Love of your life is doomed. Doomed! Dumma? Ma tu sei proprio un cattivone. Oh no, è uscito il lupo. Oh no, altri cattivoni. my famously keen perception. I ate my spinach this morning. Don't mess with Dice Cristiano, non era male come ipotesi quella che hai fatto su... Cosa sta cesta? No, aspetta. Qui c'è. Aspetta. Niente. Aglia. Il volume alto e sono cagato perché è partita la musica all'improvviso.
Però se questa è una cosa significa che hai già incontrato Graf, anche per l'ultimo è più violento. Noi non ci dimentichiamo che comunque già in Alan Wake 1 comunque Graffio l'abbiamo visto un pochettino interagire col mondo di fuori, quindi niente vieta che si sia comunque presentato in qualche modo. Che c'è una similitudine tra quella che è la storia che stiamo vedendo qui e quello che è successo in Alan Wake 1. Cindy comunque era presente durante tutto il casino che è successo, quindi però c'è comunque questa costanza negli elementi, c'è un fratello cattivo, c'è uno scrittore, c'è una cameriera. Allora aspetta, adesso devo tornare indietro se non mi sbaglio. Ecco qua la scia della moto, perché la moto è del cattivo. Aspetta, no, che fa? Non si attacca da dietro così. Ecco qua, è a posto. No. Ok, morto? Ok. Allora il cattivo, cattivissimo, è andato di qua. Aglia. No. E hai rotto un po' i coglioni. Ok, ha mandato grazie. gli spinaci oggi, è potentissima. Carica nel frattempo. Oh, eccoli qua. No. Cristiano, goditi questi 200 colpi di pompa perché non li vedrai mai. Mai. Ma che? Ma che? Se ce n'hai 10. Noi già tutta l'ultima parte che stavo facendo dell'hotel ce lo siamo fatti senza le batterie perché non ce ne abbiamo più, quindi... Oh, cattivone. No. È davvero molto scortese. Ok. Oh. Mamma mia. Un pochettino sporca di sangue. Un cervo. Un cervolo. I knew you, my #1 fan, would never fall victim to my twisted brother's lies. His hatred for me is as inexplicable as the sunrise, and just as fiery. But I knew your heart would never waver. You're the only one who can save me. I believe in you. Però se questo è nella sua testa, allora significa che ha già incontrato... No, Christian... Allora... Ryder believed in me. We were kindred spirits. We fit together Aspetta. like a bicycle chain and Allora, tu la vedi la cameriera? E sta cosa la capirai molto presto in un certo modo, quindi ascolta bene questa frase che ti dico adesso. Lei è la cameriera. Non ci interessa sapere nello specifico se ha incontrato o non ha incontrato altri personaggi. the stakes had never been higher. La prossima parola importante e posso spoilerare tutto. Valuta bene quello che stai dicendo. Molto bene. Che non ha incontrato altri personaggi, non ci interessa saperlo. Sappiamo se ha incontrato altri personaggi, ma non ci interessa saperlo. Cioè non è importante sta cosa. Però allo stesso tempo è importante. Ciao Settone, ha detto Sette, è passata un'ora da quando me ne sono andato, non ho fatto un cazzo. Che bello che ora ci sei. Grazie Settone, mi hanno Grazie, detto che Settone. ero ricercato. Come da voi, così dalla polizia. Christian, tutti questi elementi, Graffio, la camera, tu poi mettiti questi in testa. Sono importanti, ma non ci interessano, mettiamola così. Però se vedo un fratello gemello cattivo vuol dire che sa qualcosa. Guarda la similitudine tra le cose. Ah, posso dire, finiamo le esperienze a Night Springs e poi tiriamo le somme. Per questo che è molto difficile dargli una risposta. Cristiano, tu attendi un altro po'. Noi stiamo vedendo una puntata di uno show televisivo. Va.
come ti dissi pure l'altra volta, è stata scelta un'attrice che ha questo volto, che è identica alla Cindy che conosciamo. Frega cazzi. Lei qui è la cameriera. C'è una cameriera che ama uno scrittore alla follia e noi casualmente sto personaggio l'abbiamo visto. Certo. Eccolo qua il cattivo, sei un birbante, No, sei. guarda che incredibile mezzo di locomozione che ha. Sei un cattivo. È lui. Oh, Eccolo qua. Oh no, accidenti! No, no, Accidenti! no, sconfiggi il cattivo. Cattivo, no, Ah, è aglia. fortissimo! Non sono un anche- eroe. Oh no, è un lupo! È un lupo! Mannaro! Oh no! Qui ci rimarremo 8 giorni. Molto scenico che era nelle frasche, tra l'altro. Sì, difatti mi ha attaccato e mi ha tolto tutta l'energia. Aspetta. Sono così forte che non mi serve la luna piena. È il mostro sexy che è in me. Sì, sì. Che si prende un sacco di colpi. Io però mi vorrei curare, signor cattivo. Si risplende. Signor cattivo, mi facci curare, signor, non facci troppo il cattivo. Dai che c'è un pure esplosivi. Dove sei? Cattivo, però sei proprio un birbante, eh? This is ridiculous. Dove sei? Oh, Mio fratello. E anche la mia bocca! no, la moto si è trasformata in un lupo mannaro. Christian! La moto è diventata un lupo mannaro! Whoops. Gotta put more bullets in. Ok. Abbiamo vinto! Noi la prima volta quando abbiamo fatto sto pezzo ci stavamo pisciando sotto dalle risate. Quando poi ha detto che anche la moto era un lupo mannaro abbiamo iniziato a ridere. Quando poi si è effettivamente trasformata, non sono riuscito a fartela vedere in tempo, a noi si trasformò a 2 centimetri e ci trovammo sto lupo di fianco. Guarda, È stato un momento molto intenso. Ricordatevi ragazzi, il licantropismo può essere contratto anche dagli oggetti inanimati. State attenti. per questo Gianmarco molte volte nelle scorse live di Alan Wake faceva battute sulle moto, sui lupi mannari, eccetera, eccetera. A me piacciono. Christian, Stavamo tenendo Grazie, prego Christian, è stato un piacere. Questa informazione era necessaria per tutti. allora, Attenti, che si trasforma tutto il lupo. quindi possiamo andare dietro. È in un attimo, un po'. Quindi per questo tante volte ti abbiamo amorevolmente perculato su sta cosa qua. Quindi tutto è andato secondo i piani. Allora, parla con il cattivo. Cattivo. Ragazzi. Ah, eccolo qua, lui è a terra qua. Non voglio ucciderti. Dai. You're my darling writer's brother. You really do love him, huh? I guess I never even had a chance. I was just jealous of his talent, his money, Sì. his velvety hair. C'era un documento che volevo far vedere a Christian e non l'ho trovato. Of somebody as amazing A meno che non sta qua dentro, aspetta. Oh, you silly werewolf. You could have all those things too. Dai, sei un cattivo buono, dai. Stop wanting to be him and start wanting to be you. Your words have shown me that it wasn't my brother I hated. It was myself. Tutti i Remedy Connected Universe. Bastava che la cameriera parla tutto a posto. It's all my fault. Please, go save him. Oh, I intend to. Puoi trasformarci il fucile a pompa Sei in un diventato comandaro. buono. Sarebbe bello, lanci il fucile di Sei diventato buono. Oh, Me and my writer. via. Ragazzi, Quei libri piacciono solo agli idioti. Come si permettono? Anzi, All being very rude. un altro? e ricordatevi ragazzi, se nella vita qualcuno la pensa diversamente da voi, voi se avete un fucile a pompa potete fare come la Ma cameriera. loro sono indemoniati e posseduti, quindi... No, certo, certo. Aia, che botto!
Dato calcione. Momento Django, sì. Dato una botta, fatto molto male. Aspetta. Allora. My spirit this morning, so don't mess with me. Allora. Sei morta? Ok, grazie. It's bullets o'clock. Yahtzee. Salve. È quella di prima, eh? Ok, grazie mille che è andata giù. Lei è il cugino. Mortacci Ma sono i gemelli Carabasco. Prova una cosa. Aspetta. Spara subito alla porta, vedi se funziona. Aspetta. Ah, non ce li ho. Prima che esce il tipo. No, fanno male. Allora. Che giornata di merda. Facciamo tipo il punitore di ieri. Mamma mia, che bello il punitore. Andiamoci con cattiveria controllata. Ho letto un sacco di commenti di idioti, mi sono fatto un sacco di risate. Non è piaciuta a qualcuno? Ma questa violenza immotivata! Ma ve ne andate a fare in culo. In città i poliziotti stanno ammazzando le persone, la violenza. No, allora, prima che uscisse Daredevil, speriamo che sia violenta. Sì. Poi esce violenta. Perché violenta? Perché? Ma perché non vi mettete un po' di cose in pace con i vostri cervellini? Vedete una cosa e se non vi piace la condividete, ma non rompete i coglioni agli altri in questo modo. Spider-Man salva la gente e Iron Man non ammazza i cattivi. Allora, ci sono dei documenti. Ecco, ma almeno Daredevil figlio tu punge. Per il contributo all'arte e al mondo artistico, il beneficiario insignito del titolo di campione della letteratura, che incarna tutte le qualità spirituali e fisiche necessarie nell'arte della scrittura, consegnato da Società dell'Arte. Punto. Questa è la casa dello scrittore e c'è Champion of Light. Ah no, scusa, non è Champion of Light, scusa. Un'altra cosa simile, un'altra similitudine. Vediamo di qua se c'era qualche altra cosa. C'è uno scrigno. Allora, intanto c'è un po' di cosine, giusto per vediamo se c'è qualche oggetto da esaminare. Di qua niente. Ok, allora. Giustamente uno scrittore e ha tanti libri, perché se uno scrittore ha la casa piena di libri è normale, guarda, libri ovunque. Allora, ha tanti libri questo scrittore. Scegliamo. The Champion of Light. No, qui è il campione della letteratura invece, aspetta. Nemmeno l'Heraldo. No. Non Zero? No. Un'altra cosa, quella là. Una canzone. Sì. Famosa. Molto famosa. Famosissima potremmo dire. Un pezzo. Mi sa di sì. Come Albano e Romina. Anche. Perché no? Gran Allora, di qua non c'è più niente da pigliato. vedere. A questo punto possiamo andare sopra. Salve. Calmati? Ce n'è uno a destra. Ok. Nel dubbio. Ne abbiamo 367. Gianmarco, potrei anche fare questo. Non lo fai. Cioè, a questo punto è un lusso. Mamma mia. Sento qualche ugonotto, C'è qualcuno. Ma tu sei sicuro che sono ugonotti? Eccolo qua. Vai via. Cosa godi, Setti? Cosa godi? Salve. Allora. Ma meno male che non c'è Francesco, mo se no mo iniziavano ad attaccare un'altra volta come ieri sera. No, lascia stare. Ti hanno minacciato di non chiudere la live per continuare a discutere. Stai zitto, vattene tu, lascia la live aperta. Attenzione. Ma scusami, io ti difendo. Posso fare spazio a noleggio per le live. C'è un simbolo vicino alla porta. Madonna, se tu non fossi qua ti bacerei tu, Tox. Se troviamo il modo di incontrarci. Allora.
Spider isn't going to kiss himself. Idee per prossimo libro. Allora, armi del delitto fantasiose, una graffettatrice, un gnomo da giardino, pesce spada, filosofia. Ok. Crimine efferato, esplorare gli abissi dell'oscurità umana, religione omicida? Motivazione dell'eroe, investigatore privato rivale, sua moglie torna dall'aldilà per essere uccisa una seconda volta? Troppo? Troppo poco. Questo è Alessandro Borghese. Una cameriera intelligente, sofisticata e abile con le armi? Profuma di cannella e polvere da sparo. Una cameriera intelligente, sofisticata e abile con le armi. Ho finito, godo Dio caro, grande Setti. Ho finito il figa di menù di merda degli oggetti. A posto. Ma perché te lo insulti? Allora, ecco, questo è il documento che volevo far leggere a Christian quando lo vedemmo la prima volta. Allora, Segnale tutto. Christian, questo è le istruzioni per avere barba e capelli come lo scrittore. Quindi se tu vuoi essere un bell'uomo e avere fan che ti amino alla follia, così come la cameriera, ecco quello che devi fare. Lavare accuratamente con acqua fredda. 1. Tamponare delicatamente con asciugamano in tessuto finissimo. 2. Tu lo prendi, se no desisti. Spazzolare 3 volte con miele in favo, acquistato presso mercato contadino E locale. forza. Applicare shampoo su capelli asciutti, sciacquare con acqua fredda, tamponare delicatamente con asciugamano in tessuto finissimo, Sempre. applicare frequentemente balsamo. Regole generali: mai indossare cappelli. Lo scrittore il cappello non se lo mette. Si ammaccano. Una volta al mese strofinare 3 uova amalgamate, acquistate presso mercato contadino locale. Tu Giuseppe vai dal contadino di prima, ti trovi, prendi anche le uova. Su capelli, cute e barba umidi. Evitare cloro, caldo e barbieri inesperti. Attenzione. Ci ho messo 5 giorni più 50 ore di lavoro e la parte complicata è andata. Manca la parte lunga, cioè mettere tutti gli oggetti, ma quello è davvero il meno. A questo punto, visto che hai creato tutta la struttura, ti sei tolto un gran bel problema da Se mezzo. vuoi, Setti, metti un oggetto che si chiama protolo. Oggetto di cura, cura 25 HP. Vai, un protolo, un frutto. Che è un incrocio fra una banana e una mela. E poi c'è la versione potenziata e la multiconfezione di protolo che curano più punti energia. Il Un multipack. casco di protoli. Allora, a questo punto, sta cosa già inizia ad essere... Ok, fermi un attimo. Enzo, vai. Aspetta. Secondo che qua abbiamo dato idee. Allora, protolo. Ecco qua, fatto. Aspetta, no, serve una piccola descrizione. Metti frutto incrocio fra banana e mela. Quindi o una mela con la buccia di una banana o una banana rossa. Ok. E poi aspetta, che altro dobbiamo scrivere? Cura 25 HP, devi specificare così. HP. Ok, fatto. Poi adattalo e fallo come vuoi. Esatto. Queste sono le indicazioni in base. Allora, questa è una porta. Questa è una porta braccio di- che noi abbiamo... Ecco, così lo inquadriamo meglio direttamente. Sì, vabbè, Va bene. Già l'abbiamo vista in vari posti. Che ci fa qui questa porta? appena ti sei do tutti i miei soldi e finisco la demo in 2 giorni. Perfetto. Eccolo qua, abbiamo trovato. Morbido dal gusto acidulo. Bravo Regan, bella idea. And there he was. Eccolo qua, guardalo. All the fighting, we were finally Mamma alone. mia. Together. Our love was written in the stars. And so we danced like 2 spinning plates L'amore. that would eventually crash into each other Questa è la somma dell'amore più un fucile a pompa con 300 munizioni. Sì. E demoni che ti attaccano. stuff. He told Troppo me all the bella. sweet things I'd been waiting a lifetime to hear. I saw myself reflected in his eyes. I would always be at his side to inspire and protect him. He needed me now and forever. After all, I am his #1 fan. And the object of her joy came together
against a world trying to keep them apart. A happy ending for some. But is happiness, like beauty, all in the eye of the beholder? Where is the line between fandom and fixation? One can never tell in Night's Questo è il primo, noi l'abbiamo fatto come secondo, però sono fattibili Sì. comunque dal menu principale nell'ordine che si vuole. Oh, aspetta. Nel mente dice Setti, anche il combat system è finito, ho fatto il combat del Sì, fantasma. la base è fatta già tranquillamente. Cristian, prendi sempre... Quindi noi iniziamo con questo e diciamo che cazzo sta succedendo? Night Springs! Night Springs! È una puntata che ha un inizio e una fine. C'era una cameriera che andava in giro sparando a entità possedute per salvare il suo scrittore. Magari uno potrebbe dire una persona che ha subito un evento un po' traumatico, come vedere la tua città, oppure elementi di storia che abbiamo visto messi in ordine diversi. Così come, se ci ricordiamo l'altro episodio, la sorella e il fratello li ricordavamo allo stesso, è successa la stessa cosa. Cristian, questo sto cercando di farti notare, vedila così. C'è un perché se si chiamano fratello, sorella, cameriera e non ci sono quei nomi che noi sappiamo. C'è un motivo. Aspetta. E non che sarà chiaro che te lo dovrò spiegare io, il gioco farà così. Allora, Christian, A, B, C, D, va bene? E tu dici, cazzo è vero, e ti liberi il cervello. Fidati che te lo spiattella proprio in faccia, proprio bene. Ti diamo una piccola aggiunta per farti continuare a stare su quella linea di felicità e il resto verrà da sé. Remedy, fai una serie di Night Springs, collega, che noi ce le vediamo in live. Facciamo la serata live e ci vediamo le puntate di Night Springs, sarebbe proprio... Ma quella già comunque una serie è stata comunque annunciata, quindi... Allora, aspetta, stacco qui per non far uscire spoiler a Christian. Ah, però aspetta. Allora, possiamo essere un pochino cattivi? Allora, in live non si vede. Allora, secondo te, Sì. di quello che manca di Night Springs, che non gli abbiamo detto i numeri e quant'altro, secondo te questo che manca e tutto quello che c'è ancora da fare lo farà flippare di cervello? Alcune cose sì. Ok. Mentre, sempre per pensare a cose, questo secondo te lo... Questo forse è un problema per certe... Questo qui sì. Perché poi si fa del male, ragazzi. Qui è proprio aglia, Christian. Se io premo X adesso, mamma mia, Christian. Ma al suo tempo. Mamma mia, Christian. Allora, faccio continua. Ok. C'erano varie cose a schermo. No, ma abbiamo sconfitto il cattivo, facci fare il gioco normale, aspetta. Un'ora... questo qua. Un'ora e 8 minuti... no, salvato 58 minuti fa. Ok. Questo era un dietro le quinte che stava partendo, non dobbiamo vedere. L'importante è che quello che abbiamo visto prima non c'è. Secondo. Allora, buonasera. Siamo tornati qui. Lo scrittore. Allora, Alan Wake. Allora, a questo punto noi, per fare anche un riassunto a Jammox, alla fine del capitolo, completando l'albergo, è apparsa di nuovo Saga, ha detto ti posso dare il clicker. Quindi noi abbiamo detto aspetta, torniamo un attimo a Saga, perché se abbiamo visto Alan Wake uscire fuori, perché sta ancora parlando con Saga, esatto, con un evento che sembra essere accaduto dopo quello che già abbiamo visto? Quindi vediamo Saga adesso che cosa fa. Allora,
con Saga dovevamo andare a Watery. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them up. Lui è qui. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your Quindi, com'è possibile che stanno continuando ad uscire fuori pagine di quello che sta scrivendo Alan? Sta cosa continua sempre a puzzarci. Allora, abbiamo da poter mettere qualcosa qui nella storia, ma la possiamo mettere dopo. E abbiamo la setta dell'albero, forse la setta Veneragraffio. In fondo hanno il clicker. Quindi il clicker. No. Ok. Ricorda di aver scritto molte pagine mentre si trovava nel luogo buio. Allora. Ok. Quindi a questo punto ce ne possiamo andare a Watery e dobbiamo con lei seguire le tracce del clicker. Quindi noi abbiamo visto un'anteprima del futuro. Noi già abbiamo visto che lei ci ha detto clicker lo vuoi? Quindi mo possiamo cercare di capire come è riuscita Saga ad ottenerlo. Past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. The stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Va bene. Giustamente c'è la festa del cervo, non ce ne dimentichiamo mai, di sta cosa. Allora. Hello and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin! Hold on for dear life on the Espresso Express! Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not amusing. Take in amazing views from the Slow Roaster Ferris wheel. I can almost see the Warrior Lighthouse trailer park. This is so much fun! And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome! Hey. We guarantee you'll have a great time! This is the third time I've requested something. Vabbè, allora, io vado a fare un attimo una cosa e... Vabbè, a posto, Christian. Va bene ragazzi? Così, all'improvviso. In the meantime, have you tried unplugging the TV for the night? Oh, there's an idea, Einstein. Why don't I just get... Cristian, sono potentissimi i Koskela Brothers. Sono veramente potentissimi. You're fixing it. Of course, sir. Is there anything else I can help you with, sir? Would you like a complimentary dinner tonight? Well, that almost makes up for the ineptitude of this place. I'm glad to hear it.
Show me the champion of lights. Assolutamente, Christian, assolutamente. Io ora potrei prendere il controllo della live, ragazzi, e mettere tutte cose bannabili, ci andiamo a vedere un po' di gore, qualcosa. Poi purtroppo non posso farlo, però posso mettere la mano. Salve ragazzi, come si fa? Così. Ciao ragazzi. Esci il pisello, non posso, Setti, non posso farla questa cosa, succede un casino dopo. Guarda, posso dirvi Hakuna Matata ragazzi, no? Una cosa del genere, però più di questo non posso fare. Di cosa stavo canticchiando? Hai visto? Ragazzi, non c'è bisogno della storia. Diciamo che no, ragazzi, ormai sta qua Enzo, non si può fare. Che è successo? No, niente, potevamo far bannare il canale, stavamo capendo come. No, dai, ragazzi. No, dai. Allora, noi dobbiamo andare a Watery. Loro parlavano che dalle loro attrazioni si poteva vedere il faro di Watery. Non è che magari. Vabbè, allora. Attenzione, questo è dove già siamo entrati l'altra volta. Ok, sì. Non c'è più la ragazza che bussava all'altra persona che non apriva da giorni. Allora, a questo punto andiamo di qua. Allora, si va alla macchina. Watery. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the Salt Shaker? Yeah, Allora. funny. Allora. The page placed me in a trailer. Somewhere in Watery. I should ask around. Punto primo. A livello di gameplay. Watery è un'altra zona da esplorare, bella grossa, ed è la cittadina un pochino più in là rispetto a Bright Falls, ed è un'area completamente da esplorare, quindi avremo un bel po' di cose da fare qui. A livello di trama, non dimentichiamoci un attimino, ok, quello che sta accadendo ad Alan nella zona oscura, ma non ci dimentichiamo che comunque quella è un'altra realtà. Comunque delle cose stanno accadendo nel mondo tra virgolette reale a Bright Falls, quindi non ci dimentichiamo di sta cosa qui. D'accordo? A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. For Watery. Ok, c'è il sindaco che si candida. Il sindaco Setter metterà il guinzaglio agli oppositori. Sì. Va bene. Va bene. Allora. Ci ha chiesto di parlare un pochino con qualcuno. Salve. Valhalla. Casa di riposo. Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Sembra che ci conoscono.
Torre Odin. Sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Allora, Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. Ah. Owns many things. Koskela. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother. La chiave è lì. What used to Sì, l'ultima pagina trovata da Alan diceva di andare alle roulotte. Ok, a Watery, ci siamo. Dobbiamo parlare con Ilmo. Ok. Excuse me. Do you know? Look up! Artie's in the middle of a show. I wonder if I'm. Poi il Rose, lo zio, abbiamo chiamato Silvio tutto il tempo. Okay then. Catchy tune. Vabbè. Lui il vero villain. Non toccate ati, eh? Se adesso sei ancora più sereno e ti verranno altre idee. Ah beh, rispetto a quello che hai già fatto, se tu penso che siano molto più facili. Ma sono bazzicole. Sembra, sì. Poi ci ha dato già modo di pensare che non è quello che sembra. Ce l'ha già dimostrato, è apparso in luoghi dove non doveva apparire. Vai, Cettone, buonanotte e buon riposo. Buonanotte. E buon divertimento, esatto, soprattutto. Buon divertimento. Vecchio graffio. Perciò uno deve stare fermo e godersi le cose con calma, perché poi la trama di Alan Wake non si capisce. Uno si ferma, ascolta i suggerimenti che del gioco le cose vengono dette.
Kuin painajainen hän luoksesi saapuu, hänet verhot tuon varjojen kaapuun, monta tarinaa hänestä kerrotaan. Allora, Tom il poeta, un film di Thomas Zane, un pizzico di luce in un oceano di oscurità. Con Thomas Zane nel ruolo del sommozzatore, quindi un palombaro, Barbara Jagger nel ruolo della presenza oscura, Cynthia Weaver nel ruolo della Signore della Luce, Emil Hartman nel ruolo dell'assistente, scritto e diretto da Thomas Zane, basato su un romanzo di Alan Wake. Un'immersione spaventosamente strana nelle profondità oscure della mente di un artista. Quindi. Una produzione Dark Place e Non è un lago production. Quindi allora, basato su una novella di Alan Wake, quindi Alan Wake ha scritto di un libro dove c'era Thomas Zane che era un palombaro, Barbara che era la presenza oscura, Cynthia che era la portatrice di luce. A me mi pare che tutto quello che noi abbiamo affrontato nel primo Alan Wake, Christian, o mi sto sbagliando? La volevi la risposta? Eccola qua. Eccola qua. Tu già da qua c'è qualcosa che non va. Ti trovi che c'è qualcosa che ti dice ok, gli elementi ce li ho, però non vanno come devono andare. Noi questo lo abbiamo vissuto. Thomas Zane era il palombaro? Assolutamente sì. Qui però è un film. Il gemello malvagio nell'arte e nella vita di Thomas Zane. Originale Thomas Zane, l'autore. Lectio Magistralis del presidente della società cinefila di Bright Falls, Thomas Emerson. Argomenti: gli esordi di Zane in Finlandia, la sua comunità di artisti di Bright Falls, la sua opera perduta Tom il poeta, la sua misteriosa scomparsa nel 1970, recitando nel ruolo del suo gemello malvagio nei suoi film, il poeta, lo scrittore, il sommozzatore, Thomas il rimatore. 24 novembre 2023, Sala Suomi di Vuoteri. Thomas Zane è sempre stato un regista, ma è un poeta e ci è stato presentato in base a quello che sembra essere un libro scritto da Alan Wake, quindi continua a non tornare qualcosa. La festa dell'Alce incontra la Sala Suomi. Lotterie, karaoke e sketch. Non so leggere Suomi, quindi scusatemi. Karjalanpirakka. Korvapusti e Karjalanpirakka. Viene uno, vengono tutti. Sembra più la pubblicità per un porno, Sì. però va bene, non sappiamo sopra che c'è scritto. Anzi, aspetta, scusa. Aspetta. Utilizziamo i mezzi di cui siamo forniti. Allora. Gloghi, Cavarpusti e torta della Carelia. Vabbè, sono dolci. Ok. Allora. Benvenuti a Coffee World. Parco divertimenti unico nel suo genere, apre a Vuoteri. Senza dubbio tutti i nostri lettori conosceranno Ilmo Koskela che, con l'aiuto del fratello Jaakko, ha reso la nostra cittadina di Vuoteri un vivace centro grazie alle sue varie iniziative imprenditoriali. La più recente Coffee World sarà inaugurata a breve.
Ho avuto l'opportunità di porre a Ilmo alcune domande su Coffee World. Ilmo, che cos'è Coffee World? Sono felice che tu me l'abbia chiesto. Coffee World è il più grande parco divertimenti a tema caffè del mondo ed è adatto a persone di tutte le età. Mo, parco a tema sul caffè, va bene, lascia il tempo che trova già sta cosa qua. Ed è proprio qui, nella nostra amata Watery. Ha tutte le attrazioni e le emozioni che si potrebbero desiderare, senza ovviamente dimenticare tantissimo delizioso caffè, sia caldo che con ghiaccio. Scrivilo. Come ti è venuta l'idea per questa attività inusuale? Beh, come saprai, io ho sempre 1000 idee. Potrei essere definito un idealista, ma quello che reputo ancora più importante delle mie numerose attività di successo qui è che con il mio aiuto possiamo rivitalizzare Watery, far crescere la sua economia, riportare i turisti e allo stesso tempo divertirci. Coffee World è tanto per gli abitanti locali quanto per i turisti. Quale attrazione consiglia ai visitatori di non perdersi? Oh, sarebbe come dire a quale figlio si vuole più bene, è impossibile, tutte belle, le ho fatte io, sono belle. Slow Roaster è un'attrazione meravigliosa, piena di mistero e magia, ed Express vi regalerà grandi emozioni. Quando uscite non dimenticate di passare al negozio di souvenir Fresh Pot, è sempre pieno di tesori sorprendenti. Scommetto che parliamo di caffè, proprio così. Ok, va bene, quindi c'è il parco di divertimenti qui, mi viene voglia di visitarlo. È la Nessie di Watery? Una fonte anonima ha inviato questa fotografia ai nostri redattori affermando che è stata scattata durante l'ultima luna piena. Macchiato por favore, sì. No. Oddio, ci starebbe bene lì però, Sì, però, vabbè, lasciamo... Una bestia maestosa nascosta nelle profondità delle acque o uno scherzo elaborato? Una creatura marina che viola le leggi della natura o un vecchio sottomarino dei tempi della guerra fredda? Un vagabondo solitario in cerca di compagnia e compassione o un temibile mostro assetato di sangue? Questa e altre domande perseguitano la nostra squadra editoriale qui alla Bright Falls Record, dopo che uno dei nostri avidi lettori ci ha inviato questa foto misteriosa come prova di una creatura non identificata che solca le acque di Watery in una rarissima apparizione. Questo emozionante avvistamento potrebbe essere l'evento dell'anno. Mentre approfondiamo questo mistero, qui alla Bright Falls Record invitiamo i lettori a trovare un bel nome. Come dovrebbe chiamarsi la nostra bestia locale? Watery Wanda? Shelly il mostro marino? Ma dateci i vostri suggerimenti, vi aggiorneremo man mano che la storia si evolve. Ma tu giustamente c'è un lago che risuccia le persone e le porta in una realtà alternativa, ma un bel mostro nel lago, non glielo vuoi mettere a sto... Effettivamente che c'è qualcosa nel lago, comunque nell'aria, le persone lo sanno, sì. Solo vaglia a far capire tutta sta cosa qui. Allora, ci sono un bel po' di nomi e penso faranno parte dello staff di Remedy, quindi grazie a tutti. C'è una stanzetta qui ed è il gabinetto dove c'è un po' di munizioni che ci servono e possiamo entrare anche di qua. Qui c'è una TV, a questo punto sempre meglio controllarle. No, ceati sul palco, non possiamo andare. Allora, a questo punto, qua prendiamo la mappa. E adesso abbiamo tutta la zona. Attenzione, c'è Coffee World. Oh, attenzione, quindi è effettivamente esplorabile. Christian, non te la fai una camminata a Coffee World per vedere se c'è qualcosa? Scusami. Un girettino. Allora, salve, signora. Allora, ci sono delle cose qui dietro. Che ma non ci dimentichiamo che qui abbiamo altre cose da fare. Continuano a dire che ci conoscono come se fossimo sempre stati qui da chissà quanto tempo. Allora, qui... no, qui ci serve qualcosa. Salve. Vediamo se c'è qualche cassa, qualcosa segnato sulla mappa. Ok, ok, ok. Allora. Lui qui ripara la barca, qui già sembra una situazione un pochino più tranquilla rispetto a quella dove eravamo con il povero Alan. Munizioni
Erano belli 300 colpi di fucile prima. No, ma qua non si può fare. Cacchio proprio. No, qua niente. Allora. Ok. Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, Salve. lakes. Seems nice. Salve, signore. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is Ok, lui è amico di Ati. And so is Chi è che non è amico di Ati? Osborne. the cult of the tree. The half-deer, half-man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend... No, non penso. Ci vuole una torcia. You're the professional. Sì, effettivamente è quello che speriamo un po' tutti. Bello, così ti fai la sauna. Sei qui, guarda che bel panorama. Poi lascia che se entri qua dentro succedono i casini, perché qua ci sono cose brutte. Hey, Seva, a sauna doesn't fix what ails ya. You're a goner. They also say silence is golden. Però ti stava dicendo una cosa carina, non mi sembra il caso di chiuderlo in questo modo così cattivo. Un po' brusco, Have you heard old Pat's radio show lately? Yeah, I fear he's losing his grip on me. C'è un problema con Pat. Pat era presente anche nel primo, non ce ne dimentichiamo. Not on the radio, not in the sauna. E Seba, no, non ci ho fatto caso. Allora, qui non c'è niente. Quindi c'è Pat che sta un attimino perdendo il lume della ragione, a quanto pare, ma c'è da capire il motivo. Allora, e andiamo di qua. Ci sono delle moto. Oh, guarda un po' chi c'è. Salve ragazzi, ci sono proprio loro di persona, Christian. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery Saga. Everyone in In che senso? Che senso sentivano la nostra mancanza? They act like they've known me for years. This keeps happening. Scusa. Allora, riguardo la setta dell'albero, voi cosa sapete? We always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but now it's gotten pretty damn real. Che non ci dimentichiamo che nel mondo esterno, nel mondo reale, per così dire, c'è sta setta che sta uccidendo le persone, a prescindere dal fatto che c'entrino o no con la presenza oscura e tutto quello che è collegato e stiamo scoprendo, però c'è un problema. Allora, Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? concittadino, scusami, in che senso? If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? Attenzione. Attenzione. Quindi, per loro, per la loro concezione di realtà, Saga era una loro concittadina, quindi vivevamo qui, di Watery, ma non è vera questa cosa. So what is... Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest.
So, your commercials. They're more than commercials, Saga. Sì, sì. To both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, Sì, 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 ma noi li vogliamo vedere tutti. A posto. Profiling may move the case forward. Allora, vediamo un pochettino che cosa abbiamo. Allora, possiamo intuire qualcosa. E anche loro sono molto simili, non ci dimentichiamo sta cosa qua. There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. I fratelli hanno un po' di cagotto. Lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Quindi Saga si è messo un attimo a pensare, ha detto ok, ammettiamo che tutto quello che Alan Wake ha detto sia vero. Quindi sta cambiando la storia intorno a noi, però noi ne siamo consci e non ne stiamo subendo gli effetti. E c'è questa realtà dove noi in realtà siamo di Watery, però noi sappiamo benissimo di non esserci. Allora, ci togliamo. Ok. Allora, sul tabellone del caso potevamo mettere cose nuove. Un pene di gomma. No, quello non al momento, no. Io ci ho provato. Mi sembra che sia un'arma sbloccabile così, ma ecco qua. Quindi così possiamo capire un attimino meglio. Allora, che cosa è vero e che cosa non lo è? Allora, Rose ci aveva riconosciuto prima e questo indizio ce l'avevamo dall'inizio del gioco. Però addirittura Rose ricordava che nostra figlia era morta, ma noi all'inizio del gioco abbiamo visto che ci abbiamo parlato a telefono. Quindi c'è un attimo qualche quadra che non cosa. Allora, noi dobbiamo andare di qua. Ilmo sa di sicuro qualcosa, visto che il camping è suo. All joking aside, yes. Facci vedere la mia roulotte. Abbiamo vissuto qui tanto tempo. Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Yako and I have to head to Bright Falls. Quindi tu ci stai dicendo che noi dobbiamo andare nel posto dove già volevamo andare appena avevamo capito che era qui? But if you just follow this trail behind me, it'll lead you. Ci andiamo subito. Assolutamente, brother. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. Christian, vogliamo andare a Coffee World. Ovvio. What am I paying them for? Guess they're busy. Non rispondono. Well, after they finally pick up, we really need to get over to Bright Falls for that, thing. Yep. Must be busy at the park. These are off-peak hours. Cioè, noi l'abbiamo visto in pubblicità, ok, sappiamo che c'erano loro dietro. Pure io la prima volta che ci giocai, sì dai, fammi vedere Coffee World, mi dai proprio la missione, guarda, devi andare a prendere le chiavi lì, va benissimo. Eccolo là. Eccolo qua. E là, vedi? Le vedi le giostrine, Christian?
Allora, stasera siamo stati in una New York alternativa, in un albergo dove stavano commettendo un omicidio con la scusa di fare un'opera teatrale. Poi siamo stati nei panni di una cameriera che ha salvato il suo scrittore preferito. Adesso stiamo risolvendo un omicidio da agente dell'FBI e stiamo andando in un parco di divertimenti a tema caffè. Sì, non c'è niente di strano. Vabbè, sembra giusto. Realtà alternative, volti che vediamo ripetersi, situazioni che vediamo ripetersi. Noi andiamo in un parco di divertimenti. Oh, ragazzi. Allora, qua abbiamo 18 più 14 colpi. Quindi qui mi raccomando, Oh, ragazzi, non lanciate niente. Oh, c'è un Pippo Baudo. Allora, ma non abbiamo parole di luce, ma abbiamo solo proiettili e Solo potenziamenti. Oh Pippo, da dove sei uscito tu? Non so manco io come lo scrivo. No, aglia. Ah, mancatissimo. Ok, è morto. More people turning into Taken. Ok, va bene. Non abbiamo più munizioni. Quindi qualcosa sta accadendo anche a Watery. Finora nei giochi siamo stati soltanto a Bright Falls, come se la cosa fosse contenuta. Mo siamo addirittura in un'altra zona e sta accadendo qualcosa, Christian. Allora ci dovrebbe essere forse qualche oggettino, se non ricordo male. Sì, c'era qualcosa qui. C'era un altro enigma. Sì, ho letto, Sì, ho letto. Allora, bambola cervo. Quindi abbiamo un'altra bambolina. Vediamo se ce n'è un'altra. Eccola qui. Bambola alce. Allora, vediamo un po'. La bestia gentile con la bella corona corre nel bosco con grande paura. Dal cacciatore fugge tra la possente natura per salvarsi e poter vivere ancora. Allora, queste sono le bamboline che abbiamo. Vai, Io Christian. cerco la soluzione nel frattempo. Hai avuto la trama, hai avuto la lore, da patti pattuiti all'inizio di Alan Wake siamo rimasti d'accordo che ci pensavi anche tu. Allora, cervo bosco, quindi cervo bosco, ok. No, non dovrebbe essere qui. Quindi se non è uno, mostra il testo. Ecco qua, bastava mettere solo questo, era solo l'opposto che andava fatto. Non era il cervo ma l'alce. Oi Regen, vai a riposare, non ti preoccupare. Buona Pasqua anche a te. Buona Pasqua. Mangia tanto cioccolato, se ti piace. E riposati un pochino. Allora, quindi è cambiato qualcosa. Oh, è apparso un alce.
Allora, c'è un altro ciondolino. Ti salva dalla morte, ma poi va in frantumi. Va bene. Allora, se noi continuiamo di qua adesso... Il cervo è lui. Allora, qui c'è qualche altra cosa e tanti simboli brutti. Allora, col fucile siamo messi un attimino meglio. Aspetta un attimo. Oh, che cosa c'è di qua? Aspetta, qui c'è qualcosina. Una cascia. Questo è buono. Allora. Ok. Allora. Ho trovato un altro posseduto morto alla torre radio. È stato pestato a morte. Vicino al corpo c'erano anche un portapranzo e uno strano oggetto fatto a maglia. Ho portato via il corpo, ma è già il terzo questo mese. Tenete tutti gli occhi aperti. Dobbiamo trovare questa persona e fargli capire che la setta dell'albero non scherza. Quindi la setta dell'albero conosceva effettivamente i posseduti. No, e non da questa opzione, ragazzi. Sarebbe facile, sarebbe bello, però c'è anche qualcos'altro a terra, aspettate. Watery, un'altra pagina del manoscritto. What had kept Watery afloat all these years? A century, if not more. The locals knew the answer. Grit. Or as they put it in the language of their Finnish forefathers, sisu. These days, sisu was needed more than ever. Ok, se finlandesi, non norvegesi. Never quite recovered from the lumber mill shutting its doors. Now the fishing was drying up as well. Most people had left to find jobs in other towns. Only the most tenacious stubbornly remained. Dug in, parasites in the body of a terminal patient. Sisu. Some people tried to resuscitate the town. The Koskela brothers double-handedly warded off the impending darkness with their ventures. Coffee World brought tourists, money, and jobs. Coffee-themed fun for all ages. The Kalevala Knights Motorcycle Club built parade floats. The bikers repaired vehicles and volunteered locally. But it wouldn't be enough. Watery needed a miracle. The end of the road was in sight. And it was coming fast. E stava arrivando in fretta. E noi abbiamo appena letto tutto quello che stiamo vivendo finora. Quindi la domanda si fa sempre più frequente. Cosa sta accadendo davvero e che cosa è che ha creato il potere che è riuscito ad utilizzare Alan in qualche modo? Allora, c'è una bella casettina. Allora, casettina. Capanno da caccia. Allora, tiriamo il generatore così abbiamo un po' di luce. Ok, allora. Inventario pieno. Aspetta un attimo. Allora, utilizziamo la scatola e ci togliamo questo e lo mettiamo qui. Questo della torcia con una carica in più lo possiamo tenere in considerazione. Ci posiamo questi. Ci posiamo uno di questi per sicurezza. E ci prendiamo tutto il prendibile, altrimenti facciamo la fine del protolo. Durata e fritta aggiungerei anche. Che se no al massimo li possiamo prendere a cazzotti. Allora, c'è un'altra pagina del manoscritto. Ok. Saga nel bosco. Saga was beginning to see why Casey disliked the woods so much. They felt oppressive here. Too many places to hide.
The distorted carnival music drifting from the amusement park ahead did not help. What the Koskalis had said about her living in Watery with Logan unsettled her. For the horror story to involve her was one thing, but involving her daughter was crossing a line. Something darted across the path ahead, too fast to see. Saga drew her weapon. Her eyes searched the woods. A noise overhead. Saga swiveled to look. A local, a man on the ridge above her. No, not a man. A monster with a hatchet in each hand. It shouted down at her. Hunting season was a bust! Va bene, stiamo continuando a trovare quello che ci sta effettivamente accadendo. Allora, qui c'è una cassa. Ehi, se prendete la balestra, rimettetela nella cassa quando avete fatto. PS, ho cambiato il codice come da richiesta. Quindi c'è un codice di 3 cifre. Se troviamo questo codice, vedo delle belle frecce. Allora, 5 7. No, questo è il terzo numero perché ci sono 3 frecce. 5 2 7. Cinque, 2, 7. Se non indossi la maschera, questo non è per te. Noi ti apprezziamo per il suggerimento, però... Allora, ci serve un altro po' di spazio, che di certo questa non la lasciamo qui, quindi... Vediamo almeno di prenderla per quanto possibile. Batterie ci servono, questo ci servono. Facciamo così. Ci togliamo un kit di pronto soccorso da mezzo e cerchiamo di giocare al meglio. Ci teniamo tutto questo, togliendoci solo... No, questi aspetta, mo servono. Facciamo così. Ok, allora. Eccola, prendila, che comunque lascia fare. Visto che ci vengono tutti addosso, a sto punto prendiamo anche tutte le frecce possibili. Che bestia. Sì, a questo punto, ragazzi, abbiamo visto il gioco quanto è cattivello, quanto è birichino. Quindi a questo punto ogni arma che ci dai, comunque a noi ci fai una grandissima cortesia. Allora, salviamo, che così sempre abbiamo fatto tutto. E a questo punto torniamo al parco di divertimenti. Noi un souvenir già l'abbiamo preso, Allora, a questo punto dovremmo andare soltanto di qua. Esattamente a sinistra. Ok, quindi di qua. Allora, salve. Vediamo se c'è qualcosina di particolare. Oh, aspetta. Forse altre frecce? Neanche il cornicione, solo una texture che si è buggata. Va bene. Allora, 2 pilloline. Ok. Così siamo tranquilli. Di qua c'è una salitina. Munizioni ci piacciono sempre con piacere. Allora, questa è da sentire. Some breaking news that's sure to knock your socks off. Davis Family Beef Jerky will now be available at the Sunday Market in 3 delicious flavors. That's right, our favorite sponsor, Davis Family Beef Jerky, can now be enjoyed in smoked hickory, teriyaki, and hickory teriyaki.
I handed out samples here at the Valhalla Nursing Home and thought I'd catch up with one of our residents to get her thoughts. Donna, how are you? I've got chronic back pain from my spinal stenosis. Oh dear. You know, when I'm feeling stiff, I find a light snack helps. So, did you try that beef jerky? No, lunch is at 11, and I wanted to save my appetite because today was the fish soup with crackers. You're allowed up to 4 crackers, but I only take 1 unless I have a glass of cranberry juice. They ran out of cranberry juice at breakfast, which is at 7. I didn't take the oatmeal today because it makes me gassy before cribbage, and I can't So you didn't try the jerky. Got it. Quindi è un'intervista a vuoto, però va bene, va bene. Sure does hit the spot. They had teriyaki salmon with rice on Friday's dinner menu. Dinner's at 5, but we all know the salmon takes longer to prepare, and then you're late for bingo. And who needs all that spice? I agree. Teriyaki is a shit flavor. Who? Is that Tapio? How are you on the line? I couldn't end the call. You've been on the phone this entire time? Yes, and I hate teriyaki. Well, it's delicious on jerky. So, let's give a big thank you to Wendy Davis. Grazie a Wendy. Grazie a Wendy Davis. That can't be right. Wendy went missing in 2000. Che cazzo stai dicendo? Ma che stai dicendo? Sponsor Davis È lo sponsor di Pat. Che cazzo stai dicendo? È ancora applicata a sentire. Ma che è morta? Ma che stai dicendo? Well, that's our time. Mm. Keep your coffee warm and your chin up because that sunshine's right around the corner. Pat Maine signing off. Right. Well, that's our time. Sunshine's right around the corner, so I'll leave you with this sunny little ditty to carry you through the day. Pat Maine. Peppe non risponde. Right. Well, that's our time. Peppe no. Non ha risposto. Rock and roll sensation. National Nightmare. Allora, quello che come audio sembra una sciocchezza, in realtà non lo è. Pat lo abbiamo conosciuto già nel primo e è un radioamatore, gli piace tenere una radio. Sta semplicemente parlando dello sponsor, ringraziando la persona che già nelle puntate precedenti che abbiamo sentito in giro, se ti ricordi un attimo Christian, lui già ne stava parlando del suo sponsor. Però mo parlando con Tapio, che è rimasto a telefono 3 ore perché non riusciva a staccare la linea, ho detto, ma che cazzo stai dicendo che la moglie è morto? Scusami. Abbassai il fucile, in piedi sul tettuccio dell'auto osservai la carneficina. Gli zombie avevano quasi vinto, ma fortunatamente lì c'ero io. A volte gli eroi sono coloro che meno ci aspettiamo. Ora la mia città era al sicuro, grazie a me. Misi nuovamente a tracolla all'arma ancora calda, sperando che si trattasse dell'ultima volta. Quei cittadini che con prudenza uscivano dai loro nascondigli osservarono i corpi a terra e acclamarono il mio nome. Li salutai e loro mi acclamarono ancora. Ora potevo finalmente tornare alla mia vita umile e tranquilla, a leggere libri e occuparmi del giardino, dell'artigianato e della micologia, di cui ero la massima esperta. All'improvviso una mano mi afferrò il polso. Guardai negli occhi il dolce e sensibile scrittore che conoscevo fin dall'infanzia. Un po' di tosse. Ah, no. No, tosse ogni tanto. No, sì, ogni tanto succede. Sul suo viso bello e gentile c'era un grande sorriso e per la prima volta dall'arrivo degli zombie mi sentii in pace. Ce l'hai fatta, ne ero convinto. Ora possiamo vivere in pace insieme per il resto dei nostri giorni. Mo Christian, tu che sei un ragazzo perspicace e intelligente, quello che hai letto adesso, cosa ti ricorda? Christian, prendi alcuni puntini, collegalo a qualcosa che abbiamo già visto in live e fatta. Hai capito chi sta mettendoci così? Che già lo accennammo la volta scorsa, però mo adesso penso che sia la conferma. Abbassai il fucile, tutti mi acclamavano, ero la massima esperta in tutto. Però ho ucciso zombie e fatto una strage perché uso le armi da fuoco. Una mano mi afferrò il polso, era lo scrittore.
Ce l'hai fatta, se non era per te io non sarei mai potuto sopravvivere e continuare a scrivere altri libri. Facciamo un abbraccio nel mio capanno dove c'ho la macchina da scrivere. Capì, Christian? Quindi sarà un caso? Chi lo sa? Però ci sono tanti puntini somiglianti con quello che abbiamo vissuto nel DLC e quello che c'era scritto qui, Cindy, sì, no, il bello è che la prima volta lo dicesti tu e te lo sei ricordato, poi le volte successive non sei stato più cazzo di ricordartelo. Allora, c'è un altro enigma, quindi vediamo un attimo se c'è prima qualche statuina in giro, perché sennò perdiamo 3 ore. Allora, Christian, 3 cerbiatti si incamminarono e un bel posto per mangiare e giocare trovarono. Un cerbiatto a casa mai fece ritorno e gli altri 2 non fecero che piangere tutto il giorno. Vai Christian, guarda, te la dico, è risolvibile in una mossa. Cervo casa. Bravo Christian. Bravissimo Christian. Bravo Christian, ma anche tanto male. L'ha detto che i cervi non erano tornati a casa. Perché non tornano i cervi a casa? Perché ci sono i lupi che rompono i coglioni. Ma nella luce, così. No, me la voglio bastardo, che cazzo di giro che hai fatto? Vieni qui. Lupo, lupo Lucio. Fermo, fermo, non ti muovi. È buggato. Ha fatto delle cose il lupo. Brutta zona questa per i lupi. Fanno l'attacco Final Flash 2 secondi e ti shottano. O Final Flash addirittura. Vorrei riuscire a curarmi un attimo soltanto, grazie, 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 grazie. Signori lupi. Vai Saga. No, aspetta. Male estremo se mi rimetti. Allora. E lancio immediato, è vero, non è caricabile. Lupo? Lupo. Ok. Luposchi? Lupacchione? Uno dei 2? Per un secondo ti ero dimenticato che fosse un lupo. Preso. Ma quindi questo è il gemello malvagio? Potrebbe essere un gemello. Potrebbe essere direttamente una concessionaria qua, visto che ne sono 2. E la macchina del maestro Miyagi? No. Ha rotto cazzo. Sì, anche tanto. Scusatemi il dialetto un attimo, ma ha rotto il cazzo. Aspetta un attimo che sennò c'è un problema. Allora, vieni qua, vieni qui, vieni. Ok, e uno ci ha lasciato le penne. Fratello, coda fratello lupo. Crodalo fratello lupo. Eccolo, lo sento. Fuffolo. Fuffolino. Quello si mette sempre di fronte e poi fa il salto della fede 2.0. Arnaldo? Va bene. Allora, cosa fai tu? Aumenta la resistenza al barcolamento e all'interruzione. Lupus auditore da Firenze. Va bene. Tornerà? Noi speriamo di no. Intanto si sarà buggato giù per la montagna e non riuscirà a salire. Possibile. Ma va bene, va bene. Se mi fai un gioco così pieno di contenuti, di sezioni diverse, di divertimento, di lore, tutto gestito bene, un bug lo accettiamo pure. Non siamo così rompicoglioni nel dire i giochi devono essere perfetti al 1000% se ci dai altro in cambio.
Quindi per i puristi del oh no, neanche un bug, ragazzi, si può sbagliare. Se no, mettetevi voi, imparate come si programma un titolo del genere e ve lo fate a modo vostro. Signore, scusi un attimo. Ok. Siamo messi non una merda, di più. Un po' più una merda. Allora, aspetta. Ok, almeno abbiamo un po' di munizioni per la pistola. Ok. Vai, Saga Henderson da Firenze. Pure te. Sì, tutti da Firenze. Firenze e Caput Mundi. La ricordavo diversa, però. Allora. Speriamo almeno che non dobbiamo pagare il biglietto per entrare da Coffee World, che dopo tutto sto casino. Allora. Ci stiamo avvicinando, che bello, ci sono le giostre. Allora, attenzione. Altre pietre colorate, quindi potrebbe esserci un altro oggettino. Tanto prendiamo qui. Oh, attenzione. Cacci fuori il fucile e fidati che ti fanno entrare gratis. C'è anche il tesserino dell'FBI, quindi... Ciao eroe, temo che alcune pagine del mio progetto privato di fanfiction siano finite dentro alcune casse, ma non so quali. Ho pubblicato alcune parti online e sto ricevendo ottime recensioni, ma apprezzerei se tu non le leggessi, sai, la privacy. Scusami, le abbiamo lette in live, non volevamo. Perdonaci. È colpa nostra. Succederà ancora se le troveremo, però a noi ci dispiace. Allora, qui è tutto allagato e non possiamo passare. Sento un suave rumore nelle orecchie. Ok, qui non possiamo assolutamente andare in nessun modo. Ok. Oh, Coffee World, attenzione, attenzione. Attenzione. Allora. Qui c'è qualcosa. Qui non c'è niente. Wait, dite. Adesso che ci penso. Cosa pensi, Christian? Vediamo se dice una cosa che avevo pensato Allora. anche io. Vediamo se Secondo me abbiamo pensato tutti la stessa cosa. Graffio a caccia. ha detto quello che pensavo anche io. Allora, Christian, vediamo un attimo il documento. E poi parliamo. Vediamo un attimo il documento. Un attimo il documento. Darkness boiled in his skull, like a storm cloud crammed into a bottle. The woods were alive with those he had taken. They were coming with him, directed by him, his army of darkness. His singular purpose was a sharp, pulsing black hole in his head, waves roaring out of it to whip his flock into a frenzy, filling them with his purpose. The clicker. He wanted it, to make his horrific ending to the story come true. The art was there. The clicker would push it across the final threshold, a detonator to send out a tidal wave that would spread to overtake reality. He was so close to claiming it. The Taken gibbered and shouted, straining against their invisible leashes, filled with bloodlust. Scratch let them go. They launched themselves into the night with violent glee. He ripped a signpost from the ground, swung it in his hands as if it was made of air. Ahead, the music started. It called him on. Let the final Deerfest commence. Quindi, allora. Graffio è collegato assolutamente a tutto quello che sta succedendo. Ed è la stessa situazione che sta accadendo in base a quello che stiamo vedendo dal punto di vista di Alan, ossia c'è un culto che sta facendo delle cose, qui si chiama il culto dell'albero mentre lì è il culto della parola,
E anche nell'ultima sequenza con Alan abbiamo capito come ci fosse graffio dietro tutto questo, quindi continuiamo a trovare similitudini in tutto quello che stiamo facendo. Ci hai fatto un pochino caso, Christian? Cambiano alcune parole, cambiano alcune piccole cose, però se ci pensi alla fine il risultato finale, l'esito è sempre quello. Allora, questo non lo possiamo mettere ancora, ci sistemiamo tutti questi qua in modo tale che questi sono quelli di Watery. Per la storia invece abbiamo questo per dopo. Filastrocche, abbiamo le due statuine che sono nella parte superiore. Poi abbiamo Watery. Ok. E abbiamo i portapranzo sempre di Watery. Allora, ok. Per la domanda di Christian, quale miglior modo se non entrare a questo punto nel parco e vedere un attimino che cosa ci si prospetta. Avendo iniziato prima siamo riusciti ad arrivarci e a fare un bel po'. Allora, l'entrata è di qua. Ecco qua. Allora, a me questo già ricorda qualcosa. Nope. Did they get Did the Taken get them? E non c'è nessuno. Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. Allora, qui c'è qualcosa che non quadra. Said the key is kept in the gift shop safe. Allora, bellina la canzoncina adesso, però ci sarà un momento dove penseremo tutti, basta, basta. Allora, qui non c'è niente. Allora, è un parco di divertimenti in funzione, è aperto, ma non c'è nessuno. Va bene. Va bene. A me questa sembra la stessa struttura che abbiamo visto nella puntata di Night Springs con Jesse. Dici? Ok, la porta è chiusa. La mappa sembra quella. Si chiamava Coffee World. Quindi è lo stesso parco. Sì, Christian, è lo stesso identico parco che abbiamo visto nel DLC. Quindi tu come te la giri adesso sta cosa? Che risposta ti dai? C'è la stessa ruota. Ti ricordi, no? Quando siamo stati qui? Allora. Il gufo ha un valore simbolico importante? Sì. Chiedo perché da quando abbiamo letto La porta con Alan, quella che fa riferimento al gufo e al cervo, io speravo che notassi sto collegamento col cervo, soprattutto. Leggendo i manoscritti appare sempre l'immagine del gufo. In un primo momento pensavo potesse rappresentare Graffio che ci sta osservando, però credo che quest'ultimo, almeno così nel secondo filmato di Night Springs, è un lupo. E quindi tu ragiona su una semplice cosa: con Alan vediamo il gufo, ma con Saga non stiamo accarezzando i cervi come collezionabili. Bicchieri a strisce. No, attenzione, attenzione Christian, attenzione. Ci scusiamo, questo bagno è temporaneamente fuori servizio. Cazzo, tutti i bagni sono fuori servizio, non è possibile. Quindi grandi fratelli, grande parco divertimenti, ma i cessi non funzionano. Vabbè, no.
Allora, qui dobbiamo un attimino cercare di fermare questo in qualche modo. Pure dice tazza a strisce. Va bene. Dobbiamo vedere in senso antiorario qual è il numero sulle tazze a strisce e metterlo lì. Lo possiamo fare pure dopo, tanto dobbiamo ritornare qua. Anche nel secondo film di Night Springs Alan viene rappresentato con un cervo, non un... No, allora, Christian, aspetta che questo è un punto importantissimo. Allora, come ti ho detto prima, quello che hai visto in Night Springs, l'hai visto, c'entra, ci devi ragionare su, ma non ci pensare più. Pensa a quello di cui stiamo parlando adesso. Prendi quella parte di pensieri che sta collegando o cercando di collegare tutto a quello che hai visto in Night Springs. Non lo fa al momento. Ti serve una chiave di lettura. Se non hai una chiave di lettura non puoi trovarci mai il nesso. Fidati, c'è, ti arriva. Ti ci stiamo portando al meglio possibile. Allora, io intanto direi carichiamoci questo qua, visto che c'è un po' di tranquillità. So che qua nel giro di qualche secondo succedono i cazzi. Allora, qui è una zona tranquilla dove poter stare. Noi ci serve qualcosa per aprire la serratura lì. Ah no, aspetta. Giustamente i bimbi fanno i disegni, quindi c'è venuto qualcuno in questo parco, perché non c'è nessuno? Va bene. Allora, c'era un documento vicino alla porta, se non mi sbaglio, che serviva per andare avanti a finire. Giravamo 3 ore. Eccolo qua. Allora. A list of maintenance work. Allora. A screwdriver. Un cacciavite. Ok. Quindi c'è scritto la serratura è incastrata. L'ultima volta l'ho forzata con un cacciavite, quindi dobbiamo trovare un cacciavite che è sparito. E c'è tutto quello che hanno fatto i fratelli in questi giorni, più Stewart. Allora, quindi a questo punto prendiamo il tabellone del caso e gli mettiamo Coffee World. The most caffeinated place on earth. Anche questo è vero. Dov'è la chiave? La chiave, c'è un problema, c'è un piccolo problemino davanti, che è un bel lucchetto. Okay. Abbiamo questa indicazione qua, abbiamo questa indicazione qua. Using screwdriver. Dobbiamo trovare il cacciavite. Standard procedure. Allora, a questo punto è facile. Dove potrebbe essere lo andiamo a cercare. Allora, continuiamo dall'altro lato. C'è tutta la zona qua in basso. Bel parco molto movimentato, è molto tranquillo, sereno. Allora, intanto vediamo tutti gli oggetti e le cose possibili che possiamo prendere. Vediamo se c'è qualcosa. Due frecce, perché no? Almeno siamo venuti al parco di divertimenti e abbiamo fatto qualcosa. Ok, c'è una giostra. Ok. Io non penso che sia normale questa cosa. Non credo. No. Salve. Oh no, c'è un Pippo. Pippo, no, esci fuori. Pippo? No, Pippo. Ci sei ancora?
Ah! Devo attaccare le spalle così però. Allora, bastati un attimo per piacere. Ok, -1. Il lago non era un lago. Ne siamo accorti. Finito? Più? Ok, grazie mille ragazzi. Vedo che vi siete fermati. Allora, dovevamo andare... C'era un passaggio di qua. Eccolo qua, eccolo qua. Cacciavite. Trovato. A posto, facile. Usciamo vittoriosi dalla competizione. Qui non c'è nient'altro. Non ti bloccare sulla roccia, Saga, se no c'è un grandissimo problema. Ti spacco la testa. No, è pure impossibile perché non si muove più poi dopo. Allora, qui comunque possiamo esaminare e prenderci un'altra freccia. Sento brutte voci. Sì, brutte voci, sì. Brutta gente in questo parco, Bisogna fare un po' di casino in direzione. Tacci tuo, Mr. Drippy. It's just a pot of coffee. Have a beautiful day. Ok, c'è un registratore giustamente con noi, va bene. Allora, io intanto prendo munizioni perché questi poi arriveranno qui. Scattano un vero collegamento con... No, tieni... Allora, te lo do io il punto. Il fatto che l'ambientazione sia presente qui e lì è importante per uno scopo maggiore, non per il solo fatto in sé che era... no, l'ho vista, voglio sentire prima questi dove stanno. Ok. Se qualcosa non ci... zitto. Ok, un altro paio di munizioni e c'è un flare. Iniziamo a farci un po' di spazio così per quanto possibile. Qui abbiamo preso tutto, qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Qui non possiamo andare perché è tutto allagato. Grazie mille. Allora. No, signora, faccia stare tranquilli per piacere. Siamo venuti a vedere un pochino il parco, quello che si dice. Un'amichevole visita. Allora, ci dobbiamo incazzare? Dove siete? Oh, eccoti qua. Ci sta inseguendo da 3 ore. Ma ti sto togliendo tutto, perché non... Signorina. Signorina era dura. Facci do caso. Va bene. Allora. Vediamo se c'è qualche altro oggetto, qualche altra cosa. Allora, questa ci portiamo avanti di un bel po' su una delle casse che c'è più avanti. Chi è? Eccoli là. Salve. Scusa, a questo punto
A questo punto, ecco qua. Possiamo anche riprendere. Il sindaco Sitter è il miglior amico degli elettori. Voglio conoscere sto sindaco, però. Anche io. C'era mai già la terza volta che lo becchiamo, eh. See you latte. Ci avevo mai fatto caso a sta. Va bene. Il cervo di cui si parlava nelle pubblicità è che non c'è più perché molto probabilmente è un alce, e c'è tutta la storia di come si è avvicinato al parco ed è stato eletto come mascotte in automatico perché la natura è stata riconoscente con i fratelli che hanno costruito il parco, quindi lui in automatico è voluto diventare il simbolo di tutti. Allora, e quando ci chiudono il parco noi diciamo fanculo al governo, cioè abbiamo le cesoie. In questo caso anche un cacciavite. Anche un cacciavite. C'è qualcuno di brutto qua vicino. Un Peter Parker. Allora, noi dovevamo entrare qua. Giamma, perla del giorno. Quindi noi adesso, anche in tutti i luoghi dove siamo stati finora, col cacciavite possiamo aprire delle altre cose. Allora, intanto prendi risorse e via. Poi no, attenzione signori della corte. Allora, Ok. perché hai cambiato ancora la maledetta password della cassaforte? Pensavo che fosse vedetta riparatore fornitore. Chi ti ha fatto del male? Perché sei così paranoico, Iacco? Iacco l'ha scritta, perdonatemi, errore mio. Calma, questo è facile. Segugio, vedetta, pulitore. Visto? Non è poi così difficile. Quindi dobbiamo ricordarci, Segugio, vedetta, pulitore. Sì. Allora, abbiamo un altro indizio qui. E l'indizio che abbiamo trovato adesso. Segugio, vedetta e pulitore. Quindi c'era un quadro qui. Hope they're not all monsters now. Allora, The photos have stickers on them. congratulazioni a Thomas per il suo primo anno a Coffee World. Come da consuetudine, il primo anniversario di lavoro dà diritto a una confezione di caffè appena macinato. Tu lavori un anno, ti regalano il caffè. No. Mi sembra giusto. Allora, qual era il primo? Aspetta. Ecco qua. Segugio, vedetta e pulitore. Segugio, vedetta e pulitore. Aspetta, intanto spegni questa torcia così. È la security. Sì, quindi dovrebbe essere 1, 2, 3, 4. Quindi Jonas. Vedetta. Vedetta potrebbe essere Park Walk Around, quello che fa il giro del parco. Passeggiate parco. E pulitore è il janitor. Quindi dici 1, 2, 3. Quindi sarebbe 4, 2, 6. Vediamo. Penso. Vabbè, ma vediamo subito. 4, 2, 6. Non è questo qua. Allora, Segugio Lost and Found. Sì. Quindi 1, vedetta security, quindi 4, 6. 1, 4, 6. 1, 4, 6, allora sì. The keys to my trailer. Sempre movimenti strani con le braccia. And the Colt. Dobbiamo trovare il clicker adesso, assolutamente. Allora. E Ilmo, senti, ho ricevuto un altro messaggio infuriato di un genitore il cui figlio si è infilato uno dei Pucco souvenir in un occhio. Di chi è stata la grande idea di vendere ai bambini coltelli di plastica in un parco di divertimenti a tema caffè? Ah, già è stata tu.
diciamo che è morto, è come lo diciamo ai bambini che è morto il simbolo del parco. Si è andato a fare una passeggiata, bimbo non c'è, sta riposando. Qui c'è un altro documento, c'è un'altra pagina di manoscritto. Assalto a Coffee World. Sorry, we're at a Bright Falls blend. Anna apologized to the customers. I'll just grab some from the back. More coffee coming right up. She suggested they ride the percolator while they waited. She passed Ilmo at the Espresso Express. Big smile, Anna. Coffee World is all smiles. Anna nodded, smiled. She smiled until her face hurt. Anna stopped walking, realized she was standing next to the Huatari well. Must have zoned out, she thought. She was about to go, but something in the well caught her eye. A shadow shifting in the dark. Anna was overcome by vertigo. The world tilted, and then she was falling down, down, down into the shaft. The darkness opened up to swallow her. Allora, io sto già cercando una cosa in modo tale... Ok. Allora... Ok, cosa hai capito? Dite tutto. Dite. Hablate. Habla, muchacho. Allora, io voglio un attimo solo... Ok, allora. Mi sono andato a vedere il codice così senza che andiamo a perderci tanto tempo. Dovrebbe essere 147. In base a quelle che escono, ecco, questa è la prima, alle strisce, quindi 147. Prima era 146, ora è 147. Ti trovi, stai là, ce li avvicini i numeri. Ecco qua, a posto. Allora, un po' di munizioni che fanno bene. Non prendere ciò che non è tuo. Già fatto, scusa. Ma sì, dall'inizio del gioco lo facciamo. Anche perché siamo... Allora, non siamo messi benissimo con le risorse. No. Anche perché i nemici sono molto cattivi. E questo è difficile. A Incubo non ve lo dico. No, proprio guarda. Dai che ti sto sentendo. Oh, eccoli qua, eccoli. Vieni Giovanna. No! No, sei... La sei tua sorella? Dove sei? Ma dai. Ok. A posto. Alan Wake 2, signori, un gioco tranquillo per tutta la famiglia. Mi ha scritto Christian. Alan Gufo, saga Cervo, è tratto dalla parola della porta, stanno affrontando l'oceano Alan e la foresta saga. Ti ho detto non pensarci troppo ogni volta che... No, t'ho detto, allora il trucchetto è capire che certe cose, per quanto siano importanti, non sono sempre elementi da tenere in considerazione per capire l'insieme, che noi qua dobbiamo capire nell'insieme che cosa sta succedendo, che non parte la giostra, in questo caso, quindi qua non funziona niente. Noi dovremmo andare qui, quindi ci basta semplicemente uscire dal parco, ma dare sempre un'occhiata in giro, visto che non abbiamo un cazzo di niente come risorse. No, non molto. Allora, intanto prendiamo due di queste perché per forza... Qui c'è un pannello elettrico, manca un fusibile. Vabbè. Quindi visto che è una zona esplorabile ed è interagibile... Allora... Di qua vediamo cosa c'è, c'è un altro cancelluzzolo che è chiuso dall'altro lato, ok. Oh, dettagli, figatelli. Qui c'è un'altra chiave, c'è
la chiave della cassa che abbiamo trovato prima e l'indizio era di andare a vedere lì in mezzo. La scorsa notte MT dovevano essere di pattuglia ma non si sono visti. Se qualcuno sa qualcosa mi informi. Noi intanto ci prendiamo tutte le risorse. In tutti i giochi manca sempre un fusibile, sì. Se uno crea una società di fusibili per videogiochi fa davvero i soldi. Forte, sì. Fusibili, leve, chiave, vabbè, quelli sono gli oggetti che servono, quindi giustamente sono sempre quelli primi che mancano. Vuoi salvare il mondo? Camminate in giro con dei fusibili in tasca. Allora, volevo solo vedere un attimino qui perché era importante. Qui c'è il pozzo. Pozzo di Outari. Secondo le leggende, questo luogo ospita il malvagio spirito dell'acqua, il Naki, che attira i malcapitati verso le loro tombe. Agli albori della storia di Watery, in questo stesso pozzo il Mari Outari nascondeva i cadaveri delle sue vittime con l'aiuto di suo fratello Jacopi Outari. Ora uno non vorrebbe viaggiare di fantasia, però il Mari e Jaco sono fratelli. Ok, mi ricorda qualcosa, vabbè. Solo dopo che il Mari assassinò il suo stesso fratello, i loro orrendi atti vennero alla luce. Ma si trattò di follia o il Mari fu posseduto e istigato all'omicidio dallo spirito del Naki, come lui stesso credeva? Questo pozzo è più di quel che sembra? Quindi nel 1913 c'erano questi due fratelli con dei nomi alquanto... No ragazzi, ce ne stiamo andando. No, lascia stare, lasciali stare, dai. Tu stai là, noi ci facciamo i fatti nostri e ce ne andiamo. No, resta, ma stai là. No, stai là. Ah, ma tu allora... Ok. Va bene. Si è offeso e se n'è andato. Allora, bel parco, dobbiamo dire la verità, un pochettino più di persone che non tentavano di ucciderci sarebbe stata una cosa bella, però, allora, se vediamo la mappa, abbiamo alcune cosine da vedere, c'è il coltello giocattolo da prendere, quello possiamo esaminare dopo. Ok, al momento facciamo così, allora. Tanto comunque ci possiamo tornare in qualunque momento. Di qua invece c'è l'ingresso dall'altro lato se riusciamo a passare. Inserire il codice. Allora. 7. Ok, qui ha detto giusto... ci avevano informato che stavano facendo i carri per la festa del cervo. Il passaggio a sto punto è aperto. Allora, qui cosa c'è? Al momento non c'è niente di interessante. Qui potrebbe esserci qualcosa? Assolutamente no. Qua sembra che un codice non serve. Un po' magari c'è qualcosina qui dietro. Kit medico sarebbe... Ecco qua. Oh, attenzione. Clock designer Terry Feldman. Terry, how are we today? Hey there, Pat. Doing just fine. I'm a super big fan of the show. What a treat to be on with you today. The pleasure's all mine, Terry. Now, I hear you're doing something special for Deerfest. Tell us about that. Yeah, I'm crafting a selection of custom basswood cuckoo clocks, but the real sauce is when it's cuckoo time and you're expecting a bird to pop out for a chirp. Out comes a big old deer. Well, that's just neat. Giustamente festa del cervo fai il cervo a cucù. Ci sta. Sì. Per ride. Sì. Il cervo a pua. Quindi ragazzi, se volete dei cervo a cucù, andate a Bright Falls durante la festa del cervo. E li trovate. Ancora con sta Wendy Davis. Terry, you still there?
Yeah, still here. I'm just... Geez, Pat, I'm sorry to tell you this. I thought you heard. Wendy's dead. Ancora questo fatto che Wendy è morto. That's a strange joke you're playing there, Terry. No, it's... I'm sorry, Pat. You know all that FBI business. Wendy was one of those bodies they found. Well, that's just not possible, Terry. Wendy stopped by this morning with 3 flavors of beef jerky. She brought me the smoked hickory. Quelle che abbiamo sentito prima. What was that other one? I'm real sorry, Pat. What was that other one? She was just talking about this just hours ago. Smoked hickory, teriyaki, and... Hickory teriyaki! Thanks, Tapio. It's just a bit of a strange joke, Terry. Did Yako and I won't put you up to this? Pat. Well, somebody's having a laugh over this little prank, I'm sure. Terry, thank you so much for your time. Can't wait to see those Deerfest cuckoos at the market. Wendy will be there with her beef jerky as always, and we'll be back after this. Allora, questa persona anziana non è più lucida con la testa e si sta confondendo su alcune cose, anche perché ha detto l'ho vista stamattina, scusami, non è che l'hai vista una settimana fa, 2 settimane fa, dice è morta, come è morta? Mi ha portato la carne stamattina, che cazzo mi stai dicendo? Qualcuno che chiama al telefono, la piglia e poi ti dicono è morta. Scusami, sentita mo'. Deve essere emozionante essere l'eroe della storia. Provo un po' di invidia, vorrei interpretare il ruolo di protagonista di qualcosa. Fatto. Il primo. Allora, vediamo un po' se possiamo fare qualche potenziamento. Sì. Allora. The report of the shotgun rang in the Io direi ottima scelta. sembra un problema di energia. She'd been dead tired before, but was ready for more now. She would get through this. She continued on. Ok, grazie mille Alan. Per la pistola possiamo fare altro? Assolutamente no. Balestroide neanche, quindi ne dobbiamo trovare altri. Vabbè, abbiamo trovato un altro portapranzo. Portapranzo. Di qua non c'è niente. Ok, allora possiamo andare di là. Ok, siamo anche in buona posizione. Allora. Finiamo. Ok, ho capito dove possiamo salvare e ce la facciamo anche col tempo. Allora, di là c'è la morte se andiamo a piedi, quindi non sembra il caso di andare. Ui, quello, buona cedia! No, quello! Allora. Ok, ha detto che ci sarebbe stato qualcuno alla pagina, quindi... Salvettino rapido. Il sindaco Setter non ha mai la coda tra le gambe. Io lo voglio conoscere questo sindaco, porca la miseria. Quasi 4 ore di live, sì, Enzo è andato un po' prima. Sì. Ma poi è bizzarro come la moto che vediamo adesso assomigliano a quelle di Graff del secondo e più... Dettagli. Christian, togli Night Springs dall'equazione. Dimentica Night Springs. Cioè, vede il camping, però la torcia era sospesa a mezz'aria. Non de fa. Se dobbiamo concludere, concludiamo in bellezza. Tutto bene quello comunque, tutto bene, grazie. Quello tu? Ever again. Moonshine. Only drink the moonshine, brother. Non c'è il Allora, l'importante è tirare bene. Basta non tirare il cappio, quello lo fa Francesco di solito. I don't feel like myself.
don't know how to fight it. We're too old. Excuse me. C'è qualche quadra che non cosa. Sweetie pie, right on time. Like we were just saying, it's not true. The lies to hurt you and make you weak. Don't believe a word. They believe because deep down, they want to be told what to think. Non si vede, sto impazzendo. Alan è nella mia testa. Sì, aspetta qualche secondo. Aspetta. Real. Don't be part of the story. Make the story. Start the hell of it! These old drunks don't seem affected by the horror story like the other locals are. Do they know what's happening here? Loro sono potentissimi. Allora. What do you know about the story? Same as you, of course, sweetie pie. We are family. The Andersons. Vikings. Gods. It's so good to finally see you, Saga. I am your great uncle Odin, and this is your long-lost Murfad, Thor. Sarasuka. Sembra che abbia detto Sarasuka. Sì. And I am the All Father. Quindi, Saga è la nipote degli Old Gods. Va bene. Vabbè, Christian. I need to stay focused. I need to check out the trailer. La roulotte sarà controllata la volta successiva. Sweetie pie, we don't want to keep you from your business. You can come see us anytime. Smetti di pensare. No, ci mancherebbe altro quello. Per l'amor del cielo. No. Allora, ragazzi, noi vorremmo parlare con voi adesso, però ci vuole un bel po' di tempo, quindi del lezzo. Ma ogni tanto ci sta. Non è male essere lezzi ogni tanto. Noi ci allontaniamo così, giusto per con una sorta di rispetto, proprio per... È brutto lasciarli così in questo momento, ma vista l'ora non ce la facciamo. Mica ve ne andate, mica si perdono i dialoghi, no? Perché questi sono obbligatori, quindi ok. Allora, noi salviamo e per stasera potremmo dire di averci dato, ma tanto con piacere. Giammai. Io sono Gianmarco, no? Giammai sarà qualcun altro. Christian, non ce la facciamo a fare pure questa cosa qua, però è un ottimo appoggio per portare un altro bel blocco la prossima volta. Dai, Christian, che proprio oggi no, ti vuoi lamentare proprio di niente. 4 ore ho fatto, madonna mia. 3 ore e 47, non ne facevo così da un bel po', mi è mancato farle. Belle, piene a soddisfazione. Bravo, Christian. Obbedisci, maledetto. No, obbedisci no, perché tutto gli verrà portato. Sottomesso alla legge. Sai perché siamo io pensavo di staccare prima, sono riuscito a metterti l'ultimo pezzo per pura fortuna, sarò sincero, però ci ha fatto recuperare un bel po' di tempo per settimana prossima, che riusciamo a fare pure una bella parte. Lo prendiamo a 4, dai. Tu, se ti vuoi rivedere la puntata, se poi hai problemi, se hai dubbi e crolli mentali con tutto quello che è successo anche stasera, rifletti e ci fai sapere. Sempre lieto di renderla felice, Christian, quindi noi comunque ci sentiamo in questi giorni anche per gli auguri e tutto, ci organizziamo per settimana prossima e continuiamo. Dubbi no solo Night Spring. Allora, prendi Night Springs. Allora Christian, mi devi fare questa promessa, che
se no c'è il rischio che ti confondi su alcune cose. Da questo momento fino a quando non te lo diciamo noi, cancella Night Springs dall'equazione, non la considerare più su niente, quello che hai visto là dentro per ora niente, non esiste, non l'hai visto. È vero che è un contenuto uscito dopo, ma visto che è stato messo in quei punti lì, e capisco perché, no, se vuoi la soluzione bene e capirla, capisci bene cosa facciamo il blocco successivo, il momento giusto, io dove è il terzo monitor per vedere la prossima puntata, perché mica ce ne sono solo 2, non ho visto dov'è, non so dov'è, non me la sono andata a cercare. Quando ce la troveremo davanti, quello sarà il momento dove tu avrai delle risposte al 101%. Quindi se senti Night Springs da qualche parte è il momento delle risposte che noi prendiamo e vediamo, e lì avrai delle risposte. 101%. Quindi buonanotte a tutti ragazzuli belli. Buonanotte ragazzi. Ci vediamo domani. Buonanotte.